Buonasera, ben trovati a TV7 Match su TV7 Triveneta, canale 12 del digitale terrestre, lo ricordo, ogni venerdì appuntamento con la politica, con l'economia, con le cose che succedono sul territorio. Questa sera è un argomento molto importante, parleremo di economia, di alta finanza, davvero cose che magari molte persone non lo conoscono. Io consiglio di collegarsi, di rimanere con noi perché davvero sarà una puntata assolutamente, e lo dico, assolutamente da non perdere, con ospiti importantissimi. Voi da casa come di consueto potete mandare messaggi, potete telefonare, insomma potete capire tante cose che magari tanti non ne sono a conoscenza e ne parleremo con il professore Ermanno Casin, grazie di essere con noi. Abbiamo Paolo Zabeo della CGA di Mestre. Buonasera a voi. Dietro l'altro così il momento. È un piacere avere Massimo Alberti, economista, con noi, e Federico Sari del partito del PD. Buonasera, segretario provinciale. Buonasera a voi, ben trovati. Senatore Luigi Ramponi del PDL, è un piacere, ormai siamo di casa, non è vero, sì, senatore? Trovo bene. Va bene vicino Roberto Marcato della Lega? Sì, lei lo sa che a un certo punto esternamente sembra che litighiamo sempre, poi invece sotto sotto rimaniamo con qualche parola pesantuccia. Quindi lei ha fatto bene a mettermi vicino. Qualche parola pesantuccia Bossi l'ha detto a Berlusconi? Ogni giorno ce n'è una nuova e poi cambia tutto per non cambiare nulla. Lei riesce tutto così a semplificare la cosa? A drammatizzare, sì, perché alla mia tenera età ne ho viste talmente tante che potrei anche prevedere che fra poco scoppierà un conflitto in un posto, poi verrà un terremoto da un'altra parte. Beh, oggi è successo anche quello. Verrà un disastro, un guaio. Cioè, voglio dire, ma non è una prerogativa italiana, se mi consente questa. Io sono stato anche parecchio tempo all'estero e vedo che nel campo della politica, lei vede, per esempio, se lei adesso sta seguendo un po' la definizione del rappresentante dei repubblicani per la lotta per la presidenza, ogni giorno ne sente di tutti i colori, delle accuse tremende uno con l'altro. Sì, ma mi permette di dire, senatore, che non poi è bello? Magari uno diventa... Posso dire che non è bello come immagine, come... Non è bello, dico, vedere questo? No, non dico, no, ma non voglio mica dire che sia bello, dico com'è. È l'impressione che io ho, certo. Non mi piace affatto questa cosa, perché è tutta una presa in giro, direi anche dei cittadini. Tant'è vero che si finisce per dire promesse da campagna elettorale. Dopo non è così. Non è così. Saluto, è un piacere avere con noi il professore Umberto Curi, docente dell'Università di Padova di Filosofia. Grazie di essere con noi. Tra poco arriva dietro le quinte un'imprenditrice, Giorgia Barichello, si siederà qui con noi, mentre da Pordenone abbiamo collegato l'avvocato Vito Claut, che è presidente regionale della CODA, il Consiglio del Friuli Venezia Giulia. Buonasera. Buonasera a tutti. E tra poco vi faremo anche vedere invece il collegamento che avremo con l'economista Oscar Giannino dal palazzetto di Albignasio. Se riusciamo a farlo vedere l'inquadratura, chiedo alla regia, deve ancora arrivare perché è partito da Milano sul tardi. Se andiamo nel palazzetto a vedere, eccolo qui, bravi, eccolo qui, vedete, è organizzato dall'Oltreveneto, dal sindaco di Albignasio, dal vice sindaco, e arriverà tra poco Oscar Giannino. Noi ascolteremo qualcosa, quello che dirà in termini di economia, e soprattutto poi al termine del convegno lo intervisteremo ed interverrà nella nostra trasmissione. Tutto questo per parlare appunto del tema della serata, vedete già il titolo, la babele finanziaria, dollaro contro euro. Prima però di iniziare a ragionare di questo argomento, oggi è la giornata della memoria, giornata che sicuramente non si deve mai dimenticare, e allora andiamo a vedere questo servizio. A 67 anni dall'apertura dei cancelli di Auschwitz da parte dell'Armata Rossa, l'Italia celebra per la 12ª volta il giorno della memoria. La storia del genere umano ha conosciuto innumerevoli eccidi e stermini, quello attuato in Europa nel Novecento contro gli ebrei, gli omosessuali, gli zingari, i testimoni di Geova, differisce dagli altri per le sue caratteristiche di radicalità e scientificità. Mai era accaduto che persone abitanti in paesi lontani tra loro come Grecia e Norvegia si trovassero a essere arrestate per essere deportate in luoghi come il campo di Auschwitz, appositamente destinato ad assassinarle con modalità tecnologicamente evolute. Per questo si parla di unicità della Shoah.
Shoah. È una parte della nostra storia collettiva che scuote le coscienze, spingendo le persone a chiedersi come possa essere potuto accadere. Shoah è un vocabolo ebraico che significa catastrofe, distruzione, ed è ormai il termine che definisce ciò che accadde agli ebrei d'Europa dalla metà degli anni 30 al 1945. Un progetto che venne deciso e concretizzato dal Terzo Reich nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Venne attuato con la collaborazione parziale o totale dei governi o dei movimenti politici di altri stati, venne interrotto dalla vittoria militare dell'alleanza degli stati antifascisti e dei movimenti di resistenza. Ma se invece i vincitori fossero stati la Germania nazista, l'Italia fascista o la Francia di Vichy, non un solo ebreo sarebbe probabilmente rimasto in vita nei territori controllati da questi. Se capire è impossibile, conoscere è necessario, ha scritto Primo Levi, testimone e divulgatore dell'Odissea della tragedia degli ebrei italiani. Conoscere e ricordarsi di quanto accaduto, di quelle vittime, serve a mantenere memoria delle loro esistenze e del perché vennero troncate. La memoria di questo passato serve ad aiutarci a costruire il nostro futuro. La situazione è davvero una catastrofe, professor Umberto Curi, e bisogna ricordarla, credo, per tutta la nostra vita e anche le altre generazioni. Sì, bisogna riconoscere che occasioni di questo genere sono al tempo stesso necessarie e esposte anche a una serie di fraintendimenti che qualche volta possono essere contraddittori rispetto alle intenzioni. Se c'è qualcosa che io credo debba essere sempre irriducibile alla retorica, è la comprensione rigorosa, autentica di ciò che è accaduto, non solo e non tanto per collocarlo storicamente, ma anzi esattamente al contrario, per far capire come questo, che può sembrare semplicemente una dimensione passata, remota da noi in termini cronologici, ma soprattutto lontana dalla nostra sensibilità, dal nostro modo di essere attuale, e invece è molto più vicina di quanto non si possa pensare. Perché? E credo che si debba riconoscere che ciò che è accaduto, in fondo neppure 2 millenni fa, ma poco più di 70 anni fa, è espressione di qualcosa che incombe continuamente come pericolo, non solo e non tanto nella forma specifica che ha assunto in quella fase, ma incombe come pericolo, come dimostrazione di questa dimensione ferina che alberga in ciascuno di noi, che è presente in ciascuno di noi e che potrebbe da un momento all'altro farci slittare in una condizione non troppo dissimile da quella che vi è stata. Da questo punto di vista io credo che troppo spesso si tende a presentare quello che è accaduto come una sorta di follia collettiva inesplicabile. Non credo che sia così. Credo che se abbiamo la necessaria attenzione a capire anche che cosa è accaduto negli anni successivi, perfino negli anni a noi più vicini, scopriamo che alcune inclinazioni, alcuni rischi continuano a essere incombenti. E allora, soprattutto per quanto riguarda i giovani, coloro che dovrebbero essere poi i costruttori e i protagonisti della società del futuro, io credo che andrebbe evitata ogni celebrazione puramente rituale e andrebbe fatto appello alla necessità di guardarsi dentro, di riuscire a controllare anche quelle che talora possono sembrare innocenti manifestazioni e che potrebbero invece preludere a quel clima di intolleranza, di fanatismo, di incapacità di accettare l'altro, che poi è il vero grembo culturale da cui è nato anche il fenomeno della Shoah. Questo non è rassicurante quello che sta dicendo. No, e non vuole esserlo. Niente, No, anzi, io credo che quando alludevo a possibili rischi di queste celebrazioni, il rischio principale è quello di dare l'idea che è una cosa che non ci riguarda più, che non ha niente a che fare con noi, che è stata un'eccezione, mentre noi siamo invece oramai in una situazione completamente al riparo da questi pericoli. Non è vero. Se uno guarda che cosa è accaduto anche solo 10 anni fa nella guerra dei Balcani, se uno osserva altre situazioni di conflitto distribuite in giro per il mondo,
vede che malauguratamente vi sono delle ricorrenze che ci fanno capire che magari in dimensioni diverse ma questo rischio continua a essere incombente. Professor Manocase, continua a esserci questo rischio, come dice il professor Curi? Ma c'è sempre stato, ci sarà anche in futuro, il fatto di questa memoria serve. Non si sente più? No, si è commosso perché ovviamente è molto coinvolto. Vabbè, E soprattutto è la memoria di tutto quello che è successo e di tutto quello che succederà. La memoria non è soltanto di un popolo come quello ebraico, ma per esempio quello degli armeni. Non pochi anni prima della Shoah, verso il 1914, 13-14, c'è stata una cosa analoga, non di queste proporzioni, non così organizzate, ma altrettanto tragiche, e siccome non c'erano i sistemi di distruzione di massa, di eliminazione di massa, si prendevano questi poveri armeni e si facevano camminare all'infinito fin tanto che restavano cadaveri. E il professor Curi ha ricordato la guerra sui Balcani, dove c'erano dei serbi che giocavano a calcio con la testa dei croati e viceversa. Quindi non è che i serbi siano molto diversi da noi. Al termine della guerra, di criminali di guerra in Italia ce n'erano 900 che gli americani cercavano. Poi a un certo punto hanno tombato tutto, hanno chiuso, perché altrimenti sarebbe stata una situazione dirompente per l'Europa che era uscita dalla guerra e si sarebbe vista ancora, diciamo, di fronte a un problema estremamente grave, andare a ripescare tutti i criminali. Sulla questione dei criminali poi è una storia molto patetica, come furono fatti evadere dall'Europa e andare in Argentina. Ma direi che questa memoria è importante perché è la memoria di tutte le tragedie, di tutte le Shoah di tutto il mondo. Giabbè, no, vi faccio intervenire tutti sul ragionamento, poi andiamo nel tema della serata, però visto che oggi è la giornata della memoria, credo da parte nostra e da parte di tutti sia giusto ricordarla. Sono rimasto impresso dalle frasi che ha detto il professor Curi, perché non arrivo che da lei, senatore, perché non mi hanno tranquillizzato per niente personalmente, anzi, mi fanno vedere una prospettiva magari non per noi ma per i giovani davvero molto preoccupante. Io mi auguro che abbia sbagliato nel concetto, magari non so, però me lo auguro. Zabbeo. Sì, perché se diamo uno sguardo a quello che sta succedendo nel mondo ci sono segnali abbastanza preoccupanti. Se penso a quello che sta succedendo in Darfur, quello che sta succedendo in Tibet, quello giustamente come è stato ricordato in Bosnia nel decennio scorso, quello che è successo non più tardi di 10-15 anni fa in Kurdistan, la situazione insomma è molto molto pericolosa. Però io credo sia importante invece che queste manifestazioni vengano effettuate e quindi ci sia uno slancio anche nella loro realizzazione, perché i giovani e le nuove generazioni devono conoscere, capire, quindi è doveroso che se ne parli, che se ne discuta, perché credo che non fosse altro per la memoria di tutti quei milioni di persone che sono praticamente decedute in questi campi di concentramento. Abbiamo la necessità di far conoscere, capire le ragioni di quel disastro e perché quella tragedia non si ripeta più. Massimo Alberto. Io vi faccio fare una carrellata per sentire ovviamente e ricordare quella catastrofe che è successa e che naturalmente si ripete, come diceva Zabbeo, in altri paesi. È che la nostra civiltà occidentale tende a rimuovere, considerandola appunto, come diceva il professor Curi, un episodio a sé stante, una follia collettiva. La memoria è un elemento di conoscenza, di cultura, che contrasta moltissimo invece la dilagante richiesta che l'essere oggi nella nostra civiltà sia un buon consumatore più che un cittadino consapevole. E la memoria invece in questo senso aiuta a non catalogare questa tragedia così enorme
in un cassetto della storia chiuso, quando fenomeni di intolleranza, di razzismo, di repulsione verso chiunque si manifesti in maniera diversa sono all'ordine del giorno oggi. Quindi è estremamente, secondo me, importante che questa giornata sia utilizzata proprio per far sì che i cittadini riescano a ricordare nel senso più pieno e più culturalmente pieno del termine. Federico Sari. Sì, beh, io rispetto al tema credo di essere, posso considerarmi uno fortunato, tra virgolette, di aver conosciuto uno dei tanti che sono stati all'interno di quei lager. Io avevo un mio compaesano che purtroppo non c'è più da 4 anni, si chiamava Luigi Bozzato, è stato fatto su di lui anche un libro, quindi intitolato Il lager dentro, no? Proprio, era una persona che aveva vissuto sulla sua pelle non solo le atrocità, ma anche la sofferenza del dopo essere tornato a casa, ed era uno di quelli che, come tanti altri, hanno dovuto aspettare più di 20 anni prima di riuscire a trovare la forza e il coraggio di parlarne con qualcuno. E ho degli ricordi bellissimi perché lui ogni volta che celebravamo questa giornata, specialmente dopo che è stata istituita, non solo si commuoveva, ma aveva una mission fondamentale, era quella di andare, e ha girato credo mezzo Veneto per le scuole, soprattutto con i giovani, aveva questa voglia assoluta di raccontare non tanto e solo la sua storia, che sicuramente la viveva in maniera intensa, ma lanciare un messaggio che fosse da monito e fosse anche percepito dalle nuove generazioni come un qualcosa che non solo non si può dimenticare, ma che diventi occasione per riflettere su ciò che è successo. Ed è un po' secondo me il problema, io condivido un po' quello che diceva prima il professor Curi, oggi il clima in cui viviamo probabilmente è un clima spesso, io lo definisco avvelenato anche dalle cose che in maniera, come dire, magari superficiale qualche volta, ma che hanno però un pericolo insito, che è quello di perdere di vista un po' quella che è anche la dimensione umana del rapporto con le persone. Quindi quando si scende a certi livelli, il rischio che poi questo fenomeno, quindi l'aggressività, il modo con cui a volte anche il linguaggio verbale e non solo, diventino un'occasione per aprire dei fronti nuovi che poi possono portare a scenari imprevedibili o comunque poco controllabili. Quindi io credo che il messaggio forte che questa giornata dovrebbe dare, credo che in tutte le realtà in cui si fanno importanti appuntamenti lo stanno facendo, insomma, non dappertutto devo dire, ma soprattutto le pubbliche amministrazioni o dove ci sono sensibilità importanti, e deve essere proprio quello di far capire che cosa significa questa giornata, perché il rischio è che è una cosa lontana nel tempo e fatta anche di qualcosa che forse qualcuno pensa non si potrà più ripetere, in realtà invece, come sappiamo, da tutti gli esempi citati, io ricordo solo l'Africa, che è stato uno dei paesi credo più martoriati dal punto di vista delle guerre interne, civili, di tutti quei genocidi che sono stati fatti. Saluto Giorgia Barrichello, imprenditrice, grazie di essere con noi. Buonasera, saluto Elisabetta Corazza. Dopo la prima parte di saluto, se ricordiamo i numeri, Elisabetta, per interagire con noi. Sì, buonasera a tutti, buonasera soprattutto a chi ci segue da casa. Vi ricordo i numeri per partecipare al programma, potete chiamarci allo 049 80 777 53 oppure potete scriverci al 345 3341 171. Avvocato Vito Claut, sulla giornata della memoria. Dunque, vi ringrazio intanto per l'intervento che mi permettete di fare e sono completamente d'accordo sostanzialmente con quanto è stato detto fino adesso. Tutti gli interlocutori hanno analizzato a fondo il problema e diciamo, hanno ricordato momenti così tragici, una catastrofe sicuramente immane, una distruzione interiore e non soltanto, che ha creato e crea, diciamo, anche al giorno d'oggi situazioni difficili. Voglio ricordare invece a me stesso che non abbiamo finito, tra virgolette, di soffrire, perché anche al giorno d'oggi molti popoli soffrono. Io cito fra tutti i palestinesi, i cristiani del Ghana e in tanti altri posti che purtroppo, diciamo, per ragioni diverse, opposte, eccetera, soffrono. Dobbiamo combattere tutti per riuscire a trovare un equilibrio. Ricordo anche a me stesso che dal 1945 ad adesso si sono verificate 745
diciamo, guerre interne e interiori a un paese, e quindi siamo in continua guerra, e ricordiamo invece di cercare di fare del bene, per ricordare sì, ma per imparare qualche cosa da quei tragici momenti della nostra guerra qui in Europa. Senatore Luigi Ramponi. Ma io certo non posso non condividere il fatto che nella creatura umana siano anche istinti di questo genere. Non sarei però così convinto che siano così diffusi e che ciascuno di noi possa avere di questi istinti. Ci sono certamente una fascia di persone che ha degli istinti malvagi. Ora, oltre che ricordare, nei termini in cui hanno detto i signori, ed io condivido, con le varie connotazioni, da una parte il ricordo, la solidarietà, dall'altra evitare che la cosa si ripeta nel futuro, però bisogna anche, secondo me, credere nella possibilità che il genere umano migliori, perché il genere umano ha fatto dei grandi passi avanti e a mio modo di vedere la chiave per andare verso il miglioramento del genere umano e la repressione di questi istinti è l'affermazione della vera democrazia. E qui cerco di consolarla, visto che era rimasto un po' scioccato da quello che diceva il professore. È vero, loro hanno citato degli episodi avvenuti un tempo e che tuttora stanno accadendo. Però voglio dire che in nessun stato veramente democratico una cosa del genere poteva capitare. Sono sempre fenomeni che hanno le loro radici in conflitti religiosi o in conflitti razziali, ma nella realtà accadono là dove vi è la tirannia, là dove vi sono gruppi di potere forti che impongono la loro volontà alla massa che non è così feroce, ecco perché faccio un distinguo. Però la vera chiave è la democrazia, cioè io sono sicuro di poter scommettere che in uno Stato, che negli Stati democratici, che negli ultimi 50 anni sono più che raddoppiati, quindi questa è un'altra parola di speranza, massacri di questo genere non accadono. E la radice, tra l'altro, è la stessa delle guerre, perché anche le guerre sono dei massacri tremendi, irrazionali, che fanno leva sugli istinti peggiori, poi vengono dipinti, anche sono stati dipinti come difesa della patria o altre facezie di questo genere, ma nella realtà la radice è la stessa e anche lì non vi è mai stato uno scontro fra stati veramente democratici. Quindi sia la pace e sia l'evitare episodi, pogrom di questo genere hanno la loro chiave di soluzione in una parola di speranza nella realizzazione della democrazia. Roberto Marcato. Sì, in giornate come queste poi è anche facile, come dire, scadere nella retorica, nel senso che a trovarne uno che non sia d'accordo nel sostenere l'assoluto aspetto criminale di quello che è successo. Trovo altrettanto criminale però, per convenienza politica, culturale, di appartenenza partitica o altro, come dire, decodificare le stragi o decodificare i massacri. Se sono massacri nazisti vanno ricordati, se sono i massacri delle foibe bisogna aspettare 60 anni per ricordarli. Se sono massacri di destra hanno un valore, se sono massacri di sinistra hanno un altro valore, se sono massacri africani hanno un altro valore ancora. I massacri sono massacri. Non darei una connotazione politica, scusi, mi scusatemi. Posso finire? Non l'ho interrotta, io non... Ho detto esattamente il contrario, se lei mi lasciasse, ho detto esattamente il contrario, che è criminale dare una connotazione politica ai massacri. E per tanti anni noi abbiamo dimenticato massacri, ricordo uno per tutti, quello delle foibe, ed è stato criminale che nessuno ricordasse quel massacro. Criminale. Ma per una convenienza politica, perché di questo si tratta, si è preferito tacere. I massacri sono uguali dappertutto, a qualsiasi latitudine, in qualsiasi posto, vanno condannati allo stesso modo e non esiste un massacro che è giustificabile per cultura, per contingenza, per fame, non esiste, per volontà tribale, non esiste. I massacri sono tutti uguali e andrebbero ricordati, questa è la giornata della memoria, dei massacri dell'umanità.
Dopodiché il popolo... prima il professor Casa lo stava dicendo. Il popolo ebraico sicuramente è un popolo che ha sofferto da questo punto di vista, forse più di tutti, però ci sono anche altri popoli che hanno sofferto tanto quanto, ed è l'occasione per fare davvero una considerazione a 360 gradi. Io sono d'accordo con il professore, però. Nel senso che a volte questa visione plastica del ricordo diventa quasi un film, quindi qualcosa che è oltre a me, che è altro da me, e si rischia di non avere poi la percezione di quanto grave sia, perché è una cosa che è in una televisione, che è in un palcoscenico, e invece purtroppo è tremendamente vera ed è tremendamente attuale. Giorgia Barrichello? Buonasera, sono anch'io ovviamente d'accordo nel celebrare queste giornate del ricordo. Credo sia molto importante per inviare un messaggio ai giovani di non sottovalutare certi comportamenti che sono alla base, possono poi portare appunto a questo tipo di accadimenti. Credo che appunto sia importante la conoscenza anche portata avanti nel tempo di tutte le varie tipologie di massacri che sono avvenuti, perché è la cultura che serve anche e soprattutto ai giovani per capire cosa non devono fare. Al termine della puntata ovviamente andrà in onda un film dedicato alla giornata della memoria, molto interessante, dunque continuate a guardare al termine la programmazione del gruppo TV7. Andiamo un attimino, chiedo alla regia prima di iniziare a parlare, chiudendo questo argomento e augurando che non accada quello che diceva il professor Curi, che mi trovo d'accordo in tutti, però mi preoccupa il futuro. Andiamo allora dal Bignasio, dove c'è Oscar Giannino che sta tenendo un dibattito, sentiamo cosa sta dicendo, andiamo a curiosare, e lì per noi c'è Belmari Casa, sentiamo cosa sta dicendo, sentiamo là. Del lavoro manifatturiero, il pregio del lavoro, ed è proprio su questo che è cresciuta la nostra impresa, un'impresa che metteva come capitale il proprio capannone, metteva come capitale la propria casa, e in cambio del proprio capitale poteva avere dall'istituto bancario un prestito che gli consentiva di mettere in piedi la produzione. Oggi purtroppo le cose sono state stravolte dalla crisi. Oggi il capitale immobiliare dell'azienda non viene riconosciuto come un capitale importante dagli istituti bancari e quindi le imprese fanno fatica a trovare liquidità dalle banche. Dall'altra parte quelle che erano la domanda si sta prolungando, però l'ascoltiamo oramai, più grandi del nostro territorio, attorno alle quali si muoveva la piccola e media azienda, molte hanno dovuto delocalizzare, spostarsi in altri paesi dove il lavoro risulta più conveniente e quindi di conseguenza anche la produzione. E quindi ci troviamo un tessuto imprenditoriale che non capisce più cosa sta succedendo. Sono imprenditori che hanno ordinativi di media, se non addirittura di corta durata, non riescono a fare una programmazione, si trovano in difficoltà per quanto riguarda il problema della liquidità, perché gli istituti bancari oggi, non riconoscendo il capitale immobiliare, diminuiscono la disponibilità economica dei nostri imprenditori. Essendosi spostati all'estero le fabbriche, le industrie più importanti attorno alle quali ruotavano, devono ricercare clienti sul mercato estero e quindi devono riorganizzarsi e riattrezzarsi in modo tale da modificare la propria struttura produttiva, in modo tale da reagire rispetto a questo cambiamento che la crisi ha messo in atto. Ecco, rispetto a questo io volevo chiederle la domanda, come questo modello del Nord-Est che si è costruito negli anni e che oggi fatica a ristrutturarsi, a riorganizzarsi, anche per il fatto che il mercato interno oggi non è in grado di... Poi entriamo in studio finché vediamo che risponde, poi andiamo noi nell'argomento. Sì, un flash sulla condanna delle stragi, la condanna delle guerre, che trova tutti sempre d'accordo. Quando poi la nostra società, in particolare la nostra classe dirigente, alla condanna unanime, vibrante di queste cose, affianca poi i cacciabombardieri che partono e vanno a esportare la nostra democrazia compiendone delle altre. Questo è un elemento secondo me inquietante. Sicuramente faremo sicuramente una puntata. Sentiamo Oscar Giannino, poi entriamo nel tema, noi lo sentiremo poi al termine, però per farvi capire che abbiamo collegato anche lui dal palazzetto di Ermignasio con la nostra inviata, sentiamolo. Ha un suo radicamento che è molto forte, perché è un appuntamento religioso.
perché ad aprile c'è il secondo sinodo del nord-est, il primo fu nel 1990, pensate, tutte le 15 diocesi del nord-est hanno, in questo anno di crisi, hanno pensato bene che fosse necessario nel 2012 organizzarne un secondo e hanno chiesto alla Fondazione del Nord-Est di fare approfondimenti e studi. La Fondazione del Nord-Est è quella che ci consente di capire meglio nelle ultime oramai decenni l'evoluzione del tipo di impresa e del tipo di economia locale, di rete territoriale. Vabbè, rientriamo in studio, così poi andremo, ripeto, a sentirlo invece su quello che ci interessa particolarmente questa sera. Come avete visto il titolo, la babele finanziaria. Allora abbiamo tante cose da dire, vogliamo spiegare alla gente perché c'è questo momento difficile, la potenza e la forza del dollaro nei confronti dell'euro o viceversa, abbiamo tante cose da dire. Allora, per iniziare siamo andati ad intervistare il professor Fabrizio Pezzani, che è un docente della Bocconi di Milano, e siamo andati a chiedergli la prima domanda, praticamente quali sono gli scenari se crolla questo benedetto euro, e per iniziare questo tipo di ragionamento. Sentiamo cosa ci dice. Professor Pezzani, quali sarebbero gli scenari per l'Italia se l'euro dovesse crollare? Allora, guardi, per quanto possa essere paradossale, gli ultimi che hanno interesse a far cadere l'euro sono quelli che lo stanno attaccando, cioè gli Stati Uniti. Perché nel momento in cui crolla l'euro, crolla il modello culturale su cui loro hanno costruito il loro modello finanziario. Quindi il modello in cui crolla l'euro vuol dire che crolla la cultura finanziaria che è alla base della costruzione dei problemi che abbiamo allo stato attuale. Io non credo che l'euro crollerà. Se crollasse l'euro sarebbe una roba estremamente grave, non tanto dal punto di vista economico-finanziario, ma quanto dal punto di vista della ridefinizione degli equilibri globali. Noi oggi guardiamo l'economia e la finanza, ma abbiamo delle lenti che ci impediscono di vedere la realtà nel suo complesso. La realtà è molto più sfaccettata e articolata. La finanza, noi siamo stati abituati dagli ultimi 20 anni a considerarla non esattamente quello che è. Cioè, per 20 anni noi abbiamo considerato l'economia e la finanza come un sapere morale. E sapere morale vuol dire essere un bene in quanto tale da non mettere in discussione, e quindi le regole, i modelli sono verità a cui la realtà si deve adattare. In realtà la finanza e l'economia sono dei saperi strumentali, tecnici, e quindi è successo negli ultimi 20 anni una sorta di cambiamento di ruoli. Non è più l'uomo che chiede all'economia e alla finanza i bisogni che la finanza e l'economia deve soddisfare, ma paradossalmente l'economia e la finanza che dice all'uomo quali sono i bisogni. Il paradosso, vedete qual è? Che noi abbiamo costruito uno strumento che continuiamo a mantenere indipendente da noi stessi, e nel momento in cui continua a soddisfare dei bisogni ce ne crea di altri sempre più sofisticati e particolari. È chiaro che il problema dell'euro è solo una parte marginale. Io credo che il vero e profondo problema che noi stiamo passando è una crisi di natura straordinaria, non quelle che capitano ogni 10 anni, ma quelle fasi storiche che capitano nella storia dell'uomo quando un modello socioculturale che di fatto ha caratterizzato gli ultimi 2 secoli è collassato. È un modello socioculturale che, guardate, nasce paradossalmente nel campo della speculazione, Kant, l'idealismo tedesco, Marx, e dicono la realtà, l'uomo si realizza illimitatamente, in modo libero, attraverso il dominio della natura, e quindi fondamentalmente si afferma via via una unica verità, che è quello che vedo, che tocco e che misuro, e quindi conseguentemente declino la felicità e il benessere in modo fisico, ed è qui su cui noi dobbiamo riprendere il tema, in che misura l'uomo in quanto persona, in quanto portatore di sentimenti e di valori deve essere recuperato. Oggi l'uomo è studiato come una macchina termodinamica e non come una persona. Professor, dopo questa prima intervista vengo da lei, perché credo chi meglio di lei non può rispondere a questo intervento del professor Pezzani. Ci ha detto praticamente in parole povere, guardate, l'uomo conta nulla, contano i soldi, insomma. Parole povere, proprio ho semplificato il ragionamento. Ed è grave anche quello che ha detto lui, perché dovrebbe essere l'opposto. Ma guardi, se c'è un aspetto che di solito viene trascurato, che secondo me è centrale, e cioè se noi avessimo fatto la discussione che avviamo questa sera un paio d'anni fa, credo che vi sarebbe stato da parte di tutti noi presenti l'atteggiamento di metterci in ascolto di un eventuale o più economisti presenti che ci avrebbero spiegato qual è la situazione, quali ne sono state le premesse di carattere storico e quale presumibilmente sarà l'evoluzione. E invece la situazione nella quale ci troviamo attualmente
è quella, insomma, senza esagerare, non dico del fallimento delle capacità previsionali della scienza economica, ma certamente della forte crisi di queste capacità. Ma bisogna dire anche qualcosa di più. L'intervista che abbiamo ascoltato secondo me è molto significativa, perché per una volta l'economista, invece che fare una difesa d'ufficio della propria corporazione, ha riconosciuto apertamente che probabilmente non ci sono gli strumenti per poter capire che cosa è accaduto, che cosa sta succedendo. Io direi che se partissimo tutti da questo riconoscimento, cioè che vi è una situazione per la quale non esistono allo Stato strumenti concettuali e categorie analitiche che siano capaci di capirla, anzitutto, probabilmente ci metteremo anche nella condizione di poter escogitare qualche rimedio un po' meno occasionale di quelli che a botte di decreti legge vengono assunti. Da questo punto di vista l'intervista del professore che abbiamo ascoltato a me sembra molto significativa, perché ha citato Marx e gli economisti classici, per poi arrivare a dire che quelle categorie, quell'impianto analitico oggi non servono più. Roberto Marcato, poi andiamo a pronunciare Agostino Alberti, però ha anche detto che insomma difficilmente l'euro scomparirà, anche perché gli americani non lo vogliono far scomparire, insomma. In parole povere, che questa è un'altra cosa grave, che poi andremo ad analizzare il perché di questo. Stiamo facendo una presentazione dell'euro con il dollaro, di questo momento difficile economico del mondo, perché è arrivato questo difficile, e lo faremo in diverse puntate per far capire ai nostri telespettatori davvero perché è successo questo, perché Roberto Marcato, mi scusi se mi dilungo, perché la gente non lo sa, ed è giusto che gli ospiti, la trasmissione, qualche trasmissione lo spieghi perché siamo arrivati qui. Perché se uno mi dice l'alta finanza, ma chi è l'alta finanza? Una volta l'ho chiesto al professor Casa, ma chi è l'alta finanza? Mi ha fatto un paio di nomi, ma chi sono che comandano il mondo? La gente lo sa che 2 o 3 possono comandare il mondo, ma in effetti molto probabilmente è così, Roberto Marcato, e tanta gente, ma forse noi non lo sappiamo. Ma guarda, intanto credo che sia molto difficile ridurre e semplificare la crisi economica che stiamo vivendo, perché se fosse così semplice probabilmente qualche economista l'avrebbe anche previsto, dato che questa situazione che stiamo vivendo oggi non l'ha prevista assolutamente nessuno. Tanto è vero che abbiamo economisti che sono più indovini. Roberto Marcato, nulla viene per caso, aggiungo. No, però nessuno aveva previsto. Se noi andiamo a vedere i giornali economico-finanziari di 4 o 5 anni fa, nessuno parlava di questo. Ma chi l'ha portata lo sapeva molto per carità, sì, però allora, io sto molto attento sia nei confronti dei soloni della finanza, sia nei confronti degli economisti. Siccome oggi siamo governati da professori di economia, mi guardo bene, insomma, ecco, ho, come dire, un principio di cautela. Poi lei diceva prima che sono i poteri forti. Beh, insomma, se penso che oggi c'è una banca che a livello mondiale è forse la prima banca di investimenti per importanza, che è messa sotto in stato d'accusa dagli Stati Uniti d'America, ed ha un nome e un cognome ben preciso, si chiama Goldman Sachs, e se penso anche che uno degli advisor di questa banca si chiamava Mario Monti, sa, qualche dubbio tutto sommato mi viene. Poi questa è una mia convinzione, supportata poi anche da dati economici che si possono trovare ovunque. Credo che in realtà questa sia una crisi economica che ha una sua matrice in una crisi finanziaria, partita dalle banche anglosassoni, andata poi in America. Gli americani hanno fatto di una crisi, come spesso fanno, un'opportunità, hanno preso il loro rischio dovuto dalla bolla speculativa immobiliare, hanno creato dei titoli porcheria dove dentro hanno buttato questo rischio immobiliare, li hanno venduti ai clienti, ebeti come noi altri europei, ci siamo riempiti di titoli tossici e oggi ci ritroviamo nella situazione che tutti quanti noi conosciamo. Per quanto riguarda l'euro, io mi auguro che l'euro muoia prima possibile. E lo dico con molta serenità, perché andiamo a vedere, l'euro ha tutto sommato una decina d'anni. Roberto Marcato, morirà o faranno il doppione dell'euro? No, probabilmente non morirà, perché noi tra l'altro, essendo, come dire, sempre esterofili, abbiamo un atteggiamento di sudditanza nei confronti della Francia e della Germania, per cui se la Francia e la Germania dicono che l'euro va bene, noi non abbiamo la forza culturale per dire il contrario.
Tant'è vero che lei ha mai visto la Merkel o Sarkozy che vengano una volta a Roma a parlare con noi? No, siamo sempre noi col cappello in mano andare una volta in Francia e una volta in Germania. Anche questo è un atteggiamento culturale che la dice lunga sul nostro paese. Ma io sto ai dati. 10 anni fa, il giorno prima dell'entrata dell'euro, qual era il rapporto debito-PIL debito pubblico-PIL? 120%, come oggi. Qual era lo spread, la differenza fra il Bund tedesco e il BTP italiano? 530 punti base. Come oggi? No, oggi qual era? No, ma sì, va bene, oggi, una settimana fa era così. Qual era il tasso di disoccupazione? Praticamente simile. Qual era l'indebitamento delle famiglie italiane? Molto migliore. Era molto più piccolo rispetto ad oggi. Qual era la capacità di ricchezza delle famiglie italiane? Molto più alta. Domanda, non mi sembra che sia stato un grande affare l'euro visto così, dato che i dati macroeconomici sono praticamente gli stessi rispetto a 10 anni fa. Merita una risposta che poi te la darà Alberti, però abbiamo in comune. Ma possono smentire quello che voglio, sono dati questi, non è che... No, non ho detto, ho detto la risposta, non ho detto... incombe la pubblicità, Elisabetta, se ricordiamo i numeri, che poi andremo, ricordo, in collegamento da Pordenone e anche con Giannino Dal Bignasio del Palazzo dello Sport. Sì, ricordiamo i numeri, allora potete scriverci al 345 3341 171 oppure potete chiamarci allo 049 80 777 53. Torniamo tra poco. Rieccoci, TV7 Match, tutti i venerdì sera, lo ricordo, alle ore 21 sul canale 12 del Digitale Terrestre. Stiamo parlando di economia, abbiamo sentito l'intervento di Fabrizio Pezzani, che è un docente dell'Università della Bocconi, abbiamo chiesto quali sono gli scenari se crolla l'euro. Professor Manocasa, poi vado anche ad Alberti, se crolla l'euro c'è finimondo. Prima di iniziare il vero e proprio dibattito vorrei fare delle considerazioni. Innanzitutto, di economia reale, di informazione reale, nonostante abbiamo tanti giornali e tanti giornali girano per il mondo, in realtà non se ne parla. Quando si parla della vera economia, dei trucchi dell'economia, non se ne parla. Io ho un amico che ha una società che si è quotata in borsa. Allora l'hanno portato in una specie di capannone dove sono seduti tanti ragazzini dai 25 ai 35 anni. Erano dei software particolari per giocare alla borsa, nel senso che sono affidatari di quote di borsa, di quote di azionarie, e loro hanno degli algoritmi e dei programmi per cui giocando con i computer riescono a far crescere e calare la borsa. Allora, spieghiamo il computer? No, allora non è il mercato che funziona. È qualcuno che, spostando determinati valori virtuali sul computer, numeri, riesce a spostare determinate quantità di valori e far crescere uno rispetto all'altro. Questa è la realtà. Allora, se riuscissimo con una telecamera a entrare in questi santuari della finanza, dove non c'è nulla di finanza, non c'è nessuna logica, se non far crescere virtualmente determinati valori e far sì che la gente metta i soldi là, perché poi quando gira di nuovo la roulette glieli portano via. Ma chi preme il tasto? Ce ne sono, chi preme il tasto non sono più le banche sono degli sportelli a cui la gente si affida per portare i soldi. Dietro le banche ci sono le multinazionali, le finanziarie che hanno tutt'altre strategie, tutt'altri problemi, tutt'altre situazioni che seguire la questione, il rapporto con le persone. È questo che diceva l'economista prima. C'è una dicotomia tra il mondo reale e la finanza. E qui c'è tra il mondo reale e la finanza, manca la politica, è venuta meno la politica e c'è una data in cui è venuta meno. È venuta meno con l'avvento di Reagan, con la caduta della base aurea, va bene, volutamente, premeditatamente, facendo sì che il dollaro potesse essere stampato in quantità enormi ed entrare sul mercato come se fosse un prodotto di borsa e non una moneta. Scusa, per la gente magari la base aurea era chi aveva tanta carta ed aveva tanto oro, cioè poteva stampare allora, soldi. La base aurea è un vecchio criterio, diciamo, che era determinato, che gli stati si erano dati dicendo che io posso emettere tanta valuta e la mia valuta vale, tanti pezzi di carta valgono quanto io ho nella cassaforte in oro. E oggi non c'è più questa. Ed è una, se vogliamo, una chicca storica. Questo concetto, più che un concetto, questo uso fu introdotto da un famoso condottiero imperatore, Gengis Khan,
che per primo non inventò, ma impose la carta moneta. E la impose in maniera che lui sapeva fare: o ti taglio la testa, oppure quando arrivo con un pezzo di carta tu mi dai oro. E questo ha creato questa prima virtualizzazione del valore del denaro. L'oro c'è, ma non è portato con sé, è portato attraverso un pezzo di carta, però che ha quel valore di riferimento. Questo è crollato con il governo Reagan, è crollato per una serie di motivi, perché il dollaro andava troppo stretto. C'è stata una deregulation totale di tutto il mondo finanziario in America e di conseguenza da qui è partito il grande evento. Ma questo è stato fatto all'indomani della guerra in Vietnam, quando gli Stati Uniti erano in default totale e non avevano altra soluzione che non fare questo. Poi le conseguenze le abbiamo viste. Però se noi percorriamo tutta la strada da allora, ma ancora prima, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, rispondendo alla rappresentante della Lega, si può ricostruire le cause e gli effetti e si possono anche prevedere gli effetti futuri. Il problema è che i giornali di finanza parlano solo dei dettagli della finanza, non parlano delle problematiche entro cui si innesca tutto il meccanismo finanziario e economico. Zappeo, voi siete precisi con i numeri, un ragionamento a grandi livelli, qui bisogna andare ancora col tempo all'indietro per capire che poi la storia è storia e ha anche un valore nell'attuale. Sì, è anche vero però che tutto almeno la crisi di questi ultimi anni, la crisi della finanza che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, parte secondo me da tempi più vicini, fine anni 90 negli Stati Uniti, e parte soprattutto da un bisogno reale, da un grande sogno americano che era quello di dare la casa a tutti, la casa in proprietà a tutti. E quindi si è innescato un meccanismo folle per cui si prestavano, si davano i soldi anche a chi praticamente non aveva garanzia perché si acquistasse la casa, si elargivano questi mutui con una certa facilità e poi gli si spezzettavano per rischiare meno e si creavano praticamente questi strumenti folli che in qualche modo hanno alimentato praticamente questo meccanismo. Tra l'altro, nel momento in cui uno fosse in grado di ritornare praticamente il debito, sostanzialmente la banca si riprendeva l'immobile che aumentava di valore, la domanda si autoalimentava, quindi il meccanismo si è ingrossato fin tanto che la bolla è scoppiata, le case sono crollate, il valore immobiliare del 40-50%, il meccanismo si è praticamente sgonfiato e chi si trovava con quei titoli tossici si è trovato con carta straccia, in particolar modo le banche, e il meccanismo poi è crollato e ha avuto anche dei riflessi spaventosi nell'economia reale che stiamo ancora pagando. Indubbiamente questo meccanismo si è innescato anche una fase abbastanza debole dell'euro, nel senso che è una moneta che è partita non poco più di 10 anni fa, con tutti i problemi e le differenze, le forti problematiche che questo hanno comportato. Ricordo a tutti che è vero che c'è la Grecia, ma anche noi non avevamo praticamente i nostri parametri, i nostri elementi di bilancio a posto, perché con un debito che era il doppio di quello che ci richiedeva l'Europa e con un deficit PIL, insomma, e con un'inflazione più alta rispetto a quella che veniva richiesta dai vincoli di Maastricht, non avremmo potuto entrare nell'euro, ma come la Grecia e altri paesi siamo entrati lo stesso, anche perché noi siamo un paese che dal punto di vista della produzione reale, insomma, è un paese che conta, un paese importante, noi siamo circa il 10-12% del PIL dell'intera Europa, quindi se nella malaurata ipotesi il paese Italia dovesse saltare, salterà anche l'euro, io spero assolutamente di no che non succeda. Volevo dire a Marcato che è vero, l'euro potrà avere tanti problemi, potrà aver creato anche danni, credo però che se col senno di poi è estremamente difficile capire cosa sarebbe successo se fossimo rimasti con la lira. Ricordo che nel frattempo non solo abbiamo vissuto la crisi dal 2008 a oggi, ma abbiamo avuto anche i casi Parmalat, Cirio, che sono stati tremendi. Io non so se avessimo avuto la lira che fine avesse fatto questo paese. Allora facciamo così, prima dell'intervento di Alberti andiamo a risentire il professor Fabrizio Pezzani, ricordo dell'Università La Bocconi di Milano, ha una precisa domanda, le abbiamo chiesto per i consumatori cosa ha portato l'avvento dell'euro. Sentite cosa risponde. Consumatori, l'euro cosa ha portato? È stato un bene oppure è stato un male? Cerchiamo di chiarire, l'euro è uno strumento, se usato bene funziona bene, se usato male funziona male. Dietro l'euro, dietro qualsiasi cosa c'è sempre il nemico eterno dell'uomo,
che è l'avidità ancestrale dell'uomo. L'avidità ancestrale dell'uomo non ha limiti, la nostra storia comincia sempre con Caino che uccide Abele. Poi noi di volta in volta possiamo attribuire la causa all'euro, possiamo attribuire la causa a qualsiasi altra cosa. L'unica causa che noi dobbiamo trovare è in che misura l'uomo è capace di ridurre le proprie pulsioni aggressive, di aggredire gli altri e di stare in società accettando gli altri. Dobbiamo imparare che esiste un suggerimento che da 2000 anni circola sulle nostre teste, che è ama il prossimo tuo come te stesso. Se fosse naturale le religioni non l'avrebbero mai messo come primo posto. E questo è il dramma dell'uomo. Vincerà la natura dell'uomo aggressiva e genetica o vincerà il suo saper stare in società? Sono 2000 anni che andiamo avanti su questa storia, speriamo che l'Eros nel lungo tempo l'abbia vinta sulla Thanatos. Dice sempre praticamente, ha fatto riferimento che l'uomo è quello che decide, l'uomo è cattivo, è avido. Allora, intanto non credo che sia una tesi plausibile quello di dire che sia l'euro la causa di tutti i nostri mali. Assolutamente. E temo che un ipotetico dollaro padano non risolverebbe i nostri problemi. Ho parlato di questo? No, è una battuta. Per quanto riguarda la debolezza dell'euro, siccome è un lungo periodo ormai che mangiamo pane e mercati, il mercato sta dicendo l'esatto contrario. L'euro nei confronti del dollaro è rimasto forte quant'era molto tempo fa, ormai negli ultimi anni, è ancora sopra l'1,30. Quindi il mercato, che ha influenzato scelte di vario genere, fra cui anche cambiamenti di governi, in realtà il mercato, che è stato evocato in 1000 altre occasioni, per quanto riguarda il cambio euro-dollaro non è stato mai preso in considerazione. Questo è un aspetto che non mi è stato chiaro e continua a non esserlo. Il mercato dice esattamente che l'euro è forte, è rimasto forte, che quindi non ci sono per il mercato è fallibile, ma per il mercato non ci sono pericoli concreti per quanto riguarda l'euro. Io vorrei brevemente una riflessione che mi sembra importante sulle banche centrali invece, sulla Fed e sulla BCE, con due comportamenti e due tipi diversissimi di conduzione. Allora, la Fed interventista, la Fed efficace, tempista, la Fed però rappresentante di una nazione, confederazione di stati, ma di una nazione unica, con un governo unico, con un centro di potere unico. Ricordiamo gli Stati Uniti d'America, per farlo capire ai nostri telespettatori, usiamo Federal Reserve Stati Uniti d'America. Cioè, per farlo capire l'America, insomma, tutti gli Stati Uniti, per far capire in uso magari più semplice, per farlo capire ai nostri telespettatori. BCE, Banca Centrale Europea, invece, organismo di un sistema tenuto insieme sotto il profilo monetario e da nient'altro, quindi con modalità diverse di intervento, con maggiore debolezza, molte volte in decisioni fatali. Questa è storia da Duisenberg in poi, quindi parlo degli ultimi 15-20 anni. Sembrerebbe che l'avvento dell'italiano, oggi dire italiano sembra quasi un'offesa, l'avvento dell'italiano Mario Draghi invece abbia cambiato qualcosa. E da quando è lui sulla sedia principale della Banca Centrale Europea si è visto qualcosa di nuovo. Gli permetteranno di continuare una politica che è più stile americano, nel senso del decisionismo e della tempestività, questo lo vedremo, però credo che i due ruoli delle banche centrali siano stati molto importanti, ma che sono frutto di situazioni politiche molto molto diverse. Ecco, io Massimo Alberti vado da Federico Sari, poi tutti gli ospiti. Vorrei uscire da questa prima parte del dibattito capendo perché siamo arrivati a questo livello, per far capire ai nostri telespettatori perché siamo arrivati con l'euro che dipende dal dollaro o viceversa, cioè raccontare a loro veramente il momento, il motivo per cui la situazione economica mondiale è a questo livello, perché la gente non lo sa. La gente gli racconta, sì, c'è una crisi, si mangia poco, si beve poco, bisogna spendere poco, ma per quale motivo?
Chi è il colpevole, uso questo termine tra virgolette, chi è che ha fatto decidere che in questo determinato periodo del momento, del mondo, della vita, il dollaro deve valere più dell'euro o viceversa? Ecco, questo mi piacerebbe capire da questa trasmissione. Perché? E delle volte io sento parlare tutti tecnicamente perfettamente, però non riesco a capire, Alberti, il perché. Allora, Se semplificatamente lo puoi dire, non so quanto semplice sia la cosa, però vorrei capire il perché. Penso che il professor Casel abbia inserito un elemento molto importante quando ha parlato di distanza dall'economia reale di quello che la finanza ha prodotto negli ultimi decenni. La cosa si è acuita negli ultimi anni, dei mutui casa si sono fatti prodotti derivati che hanno moltiplicato per 10-20 volte il valore degli immobili in maniera del tutto fittizia e in maniera non reale. Parole povere, si è fatto più di quello che si poteva fare, si è fatto un debito superiore alle possibilità economiche di ogni cittadino mondiale, intendo in sì, cioè, sì. No, non è questo. In parole povere. Negli Stati Uniti la situazione è diversa. Allora, gli Stati Uniti hanno un'economia che è completamente diversa dal resto del mondo. La gente poteva andare tranquillamente in banca a chiedere un prestito, un mutuo, anche se non aveva grandi risorse, certo, perché la banca aveva la capacità di prestare e poi di riprendere in tempo reale, cosa che non succede in Europa e particolarmente in Italia. Un tizio se ha un debito con la banca e non paga, ci metteranno 5 anni prima di sequestrare la casa e rivenderla. Gli Stati Uniti nel giro di un mese sequestrano la casa e l'hanno bella venduta, quindi il gioco è facile. Rammento per dire che il default sulle abitazioni è una mera illusione, cioè è l'alibi per spiegare la tragedia che sta succedendo, ma non è la causa. La stessa cosa succedeva negli anni 90, io ero negli Stati Uniti ed ero amministratore di una grossa società americana e succedeva esattamente la stessa cosa, si svendevano i grattacieli. Dopo 3 anni hanno rimesso in piedi il giochino e hanno ripreso da capo. Il problema degli Stati Uniti è che il cittadino statunitense, l'americano, non è un risparmiatore. Se lui va e gioca in borsa con i soldi della banca. Quindi, professore? Se uno compra la casa, se uno compra un'auto, non paga in contanti, rarissimo, va in banca, si fa il debito perché poi in qualche maniera riuscirà a fare, e questo fa parte di un certo criterio liberista americano. Il problema è che quando non pagano i debiti tornano in banca. E la banca non in Italia non si può fare. Come? Cosa che in Italia non si può fare. Cosa che in Italia non si può fare. Certo. Gli italiani invece sono i secondi risparmiatori al mondo, dopo i giapponesi. E abbiamo delle riserve che sono state maltrattate e oggi c'è questa aggressione nei confronti dell'economia italiana perché abbiamo ancora riserve, cosa che gli Stati Uniti non hanno fatto, cosa che gli Stati Uniti non possono fare, e allora compensano questa mancanza con la produzione di dollari. Essendo caduto la base aurea, possono produrre tonnellate di carta e venderlo per il valore che il mercato richiede. Il problema dell'euro che, essendo il mercato completamente galvanizzato dal dollaro, con l'avvento dell'euro si è creata una concorrenza, un punto di riferimento. Però il dollaro è ingessato, non è il dollaro alto perché vale, il dollaro è alto perché non si può muovere. E se noi vediamo... Però, professore, c'è anche una questione che secondo me più che l'euro il problema è la politica monetaria che è stata attuata in questi anni dell'euro. Sì, ma la Banca Centrale Europea ha un'altra caratteristica. Sì, ma la Banca Centrale Europea ha come azionista di maggioranza la Germania, che vuole praticamente un euro forte, inflazione bassa, perché hanno l'ossessione dell'inflazione, perché si ricordano ancora quello che è successo con la Repubblica di Weimar quando avevano l'inflazione al 500%, e quindi vogliono euro forte, inflazione bassa, e questo per loro va bene perché esportano l'80% in Europa, però per gli altri paesi tipo il nostro Italia risentono enormemente di questa situazione. La Germania esporta il 40% in Europa, il 60% in Europa e il 40% negli altri paesi. 80% in Europa e dell'area, diciamo così, dell'est, che comunque è di forte influenza tedesca, che comunque anche se non sono nell'euro pagano sostanzialmente in euro.
e quindi per loro fa gioco questa situazione, è chiaro. E poi giustamente loro chiedono agli altri sostanzialmente di fare i sacrifici, perché dicono, cioè, cara Italia, però tu non puoi pensare di mandare la gente in pensione a 60 anni e noi quasi a 70, non puoi avere un debito pubblico così alto, ti devi mettere lì, e chiedono, impongono agli altri sostanzialmente, come è successo nell'ultimo anno e mezzo, impongono agli altri sacrifici che sono... Il caso della Grecia è emblematico, la Grecia non poteva entrare in Europa, ma è stata la Germania che l'ha fatta entrare perché le loro banche erano fortemente esposte in quel paese, poi si è scoperto a distanza di qualche anno che avevano i conti truccati, che era un paese sostanzialmente con i fondamentali a terra, e oggi lo tengono ancora e chiedono sacrifici, diciamo così, spaventosi il popolo greco perché rimangano all'interno dell'euro, perché le loro banche sono fortemente esposte lì, e se crollasse la Grecia Germania ha comprato di peso la Grecia, punto. Io ho avuto il periodo quando c'è stata la guerra nella ex Jugoslavia, io ho avuto modo di conoscere personalmente le vicende che stavano succedendo. L'operazione era prevalentemente dettata dal governo tedesco, che ha comprato di peso tutte le aziende, la maggior parte delle aziende croate, slovene e via di seguito. Stanno facendo che in Italia più, non i tedeschi. No, ma il problema è un altro. Il problema è che la Germania sembra virtuosa, ma non lo è. La Germania ha altrettanti debiti e forse più dei nostri. La Germania con l'euro, noi ci siamo salvati perché avevamo un tassi di interesse sui BOT, sui CCT talmente elevati che non saremmo mai riusciti a ripagarli. Ma la Germania doveva pagare l'unificazione della Germania. Certo. E ce l'ha messa tutta sulla schiena. Alberto, devo sentire tutti, chiedo a tutti un po' di brevità perché è interessante l'argomento. Sta zitti per un'ora, poi chiedi la brevità no, perdere. Io lo sapevo, guardi, non ho capito. Guardi, lo sapevo anch'io. Io lo sapevo che il primo che mi faceva questa osservazione era il senatore Luigi Ramponi. E siccome mi lega una profonda amicizia nei suoi confronti, io adesso chiamo la pubblicità. La cosa mi trova e mi lascia completamente indifferente. E lo sapevo anche di questa risposta. Ho capito, va tra bene. poco rimarrete con noi. Eccoci, TV7 Match, l'argomento, come vedete il titolo, la babele finanziaria, dollaro contro euro, è ovviamente per capire la situazione economica mondiale, e noi in varie puntate cercheremo di raccontarlo e farlo capire ai nostri telespettatori con ospiti illustri. Andiamo ad Albignasio, in provincia di Padova, dove c'è Oscar Giannino, un economista molto conosciuto, partecipa a molti eventi sulle TV nazionali, e sentiamo cosa sta dicendo, così andiamo a curiosare un attimino solo. Andiamo ad Albignasio. C'è anche il Codacons da sentire dopo. Grazie all'euro realizzato nell'aumentare prodotto e produttività del paese. Ora, la difficoltà qual è? È che quando coloro che la pensano come me vanno dai ministri pro tempore, io l'ho fatto con Giulio Tremonti discutendoci animatamente, ho tentato di farlo anche con gli attuali, e dice bisogna abbattere il debito col mattone di Stato e bisogna tagliare la spesa pubblica molto per abbassare la pressione fiscale, visto che non possiamo andare in deficit. La risposta che si ottiene è sempre la stessa: non si può fare. Allora, perché non si può fare? Questo è il problema di fondo della politica italiana. Voi credete che sia perché il politico pro tempore che dice che non si può fare oltre una certa misura, che è largamente inadeguata, perché taglietti di spese ci sono state, ma comunque, ripeto, nell'anno 2012 il miglioramento del saldo del 2012 è fatto all'81% la maggior pressione fiscale. Ecco, si fa un taglietto alla spesa di un quinto rispetto al totale di quanto invece ci si piglia in più dalle tasche. Perché la risposta è non si può fare? Perché il politico, secondo voi, è convinto davvero che non si possa fare? No, perché siccome a darvi la risposta non si può fare sono stati politici del centrosinistra, sono stati politici del centrodestra, oggi sono politici, non sono politici, sono tecnici, vuol dire che il problema non è la scuola di appartenenza, non è se sono statalisti o no, non è se sono keynesiani o offertisti come me, che poi Chicago e così via, no, c'è un altro problema, e questo temo che sia il problema di fondo che dobbiamo mettere a fuoco. Il motivo per il quale il ministro dice
tagliamo la spesa e si vede rispondere non si può, dipende dal fatto che il ministro chiede a qualcuno di tagliarla, anzi chiede come si fa a tagliarla, mi dici dove posso tagliare? Quel qualcuno si chiama Ragioneria Generale dello Stato, si chiama Direttore Generale del Tesoro, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco la tecnocrazia pubblica. La tecnocrazia pubblica ha costruito un meccanismo che è fisiologico al fatto che più soldi si intermedia, più la tecnocrazia pubblica, al di là della politica, è potente. Perché il politico, le elezioni... Se entriamo in studio, perché è un momento interessante, bisognerebbe ascoltarlo, tutto quello che stai dicendo, però ha detto in questo passaggio che abbiamo rubacchiato, siamo andati ad ascoltarlo, delle cose interessanti che poi andrò a chiedere al senatore Ramponi proprio in merito ai politici. Però andiamo a Pordenone, dove c'è l'avvocato Vito Kraut che reclama che anche da lì dobbiamo fare sentire. Le do la parola, l'argomento è interessante per tutti, quindi ritorniamo a quello che stavamo dicendo e dove lei voleva intervenire. Ecco, nell'assoluto rispetto di quello che è stato detto, diciamo, nello studio, e tutti quanti hanno detto la loro posizione, io ammiro, diciamo, che si discuta ad un livello molto alto. Io invece, come Codacons, rappresento quella fascia, diciamo, di consumatori che discute di problemi quasi di tutti i giorni. E voglio prendere in considerazione quello che ha detto il professore prima, laddove diceva che in America le persone possono tranquillamente recarsi in banca, chiedere un prestito e pagarlo, diciamo, bene, senza tanti sacrifici. Diciamo che in Italia la situazione è grave, perché pensate al fatto che 5-6 anni fa si potevano chiedere dei mutui ad un determinato tasso. Si usa il sistema di ammortamento francese, cioè che si paga prima l'interesse e dopo il capitale. Sta di fatto che a distanza di 6-7 anni una casa che prima valeva 100.000 euro e adesso ne vale 60-65.000, è costretto il proprietario a pagare fino al 110% in più per avere la propria casa dopo 30 anni. C'è qualcosa che non funziona. Bisogna che il governo intervenga, i politici intervengano per poter obbligare le banche a dare i soldi ad un tasso inferiore, perché non può uno indebitarsi per 30 anni a quei livelli e avere una casa che vale un terzo del valore effettivo, diciamo, di quando l'ha comprata. Questi secondo me sono i problemi, giustamente, al di là, diciamo, dell'analisi che è stata fatta dell'euro contro dollaro, eccetera, eccetera, ma questi sono problemi di tutti i giorni ed è lì che dobbiamo noi combattere. Però, avvocato, reale, concreta. Avvocato, mi scusi, posso interrompere? Le spiego, perché lei naturalmente ha ragione. Certo. Delle volte parlare dell'alta finanza diventa anche difficilmente capibile dalla gente a casa, però il tema della puntata era proprio questo, capire perché siamo arrivati in questo punto, in questo momento. Il suo ragionamento di base, di quello che chiede il cittadino, non fa una piega, lei ha perfettamente ragione, però noi volevamo e vogliamo spiegare perché si è arrivati a questo punto. E dopodiché andremo ad analizzare l'euro, del dollaro, la casa, la banca che non dà i soldi. Perché l'euro, perché il dollaro sono arrivati in questa contrapposizione e in questo momento difficile del mondo. Ecco, questa era la puntata della serata. Lei ha perfettamente ragione, ma volevo arrivare proprio qui, perché parlare di dollaro, di euro o di tallero non è importante la moneta che viene usata nel paese, ma la capacità di acquisto e la possibilità, diciamo, che ha una persona di poter vivere regolarmente come accadeva 20-30 anni fa e pagare un determinato bene in un tempo sufficiente, diciamo, e anche buono e anche come si potrebbe dire, abbastanza limitato nel tempo, per poter poi dedicare gli sforzi economici alla famiglia o ad altre cose. Quindi quello che voglio dire io. Certo. Senatore Ramponi. Guardi, lei ha posto una domanda che è quella: cerchiamo di fare in modo che i cittadini possano capire perché siamo arrivati a questo punto, e vorrei rispondere su questo. Premetto che il discorso della finanza è un discorso complicatissimo, articolatissimo, con 1000 sfaccettature. Basta vedere le due interviste che ha fatto quel professore, che è andato toccando 1000 punti. E io faccio riferimento invece a un grande insegnante di economia politica che io ho avuto,
per dire che in realtà, cercando di essere sintetico e rischiando anche di essere criticato, noi siamo arrivati a questo punto per due ragioni fondamentali. La prima perché a un certo punto la disinvoltura con la quale, se volete, la classe politica ha interpretato il rapporto fra Stato e debito ci ha portato ad un debito esorbitante. Il collega della Lega ricordava che 10 anni fa, quando siamo entrati nell'euro, avevamo lo stesso, un debito del 120% del PIL e in più avevamo un deficit a 2 cifre. È stato salutare però entrare, perché da allora noi, prima di arrivare all'ultima crisi, noi eravamo scesi dal 120 al 103 come debito e il deficit naturalmente si avvicinava a quel famoso 3% che avremmo dovuto raggiungere. Ma più perché era cresciuto il PIL che non perché fosse diminuito il debito. Il debito ha continuato a crescere in maniera molto significativa. Ma no, scusi, il debito... In termini assoluti. No, ma scusi. E questo non è un segnale no, ma è una frazione. Il debito, no. Il rapporto fra debito e PIL, evidentemente, riguarda i due protagonisti. Certo. È chiaro. Quindi, se lei aumenta il debito e contemporaneamente aumenta il PIL, la differenza, il valore rimane uguale. Se uno dei due cala e l'altro cresce, eccetera. Quindi non è vero, il debito ha continuato ad aumentare perché noi avevamo il deficit, che è la differenza fra l'entrata e l'uscita, e invece il PIL non è cresciuto molto. Ma vabbè, ma questo ci porta, volevo dire, noi abbiamo portato di nuovo il debito a 120 e perché nel frattempo il mondo ha vissuto delle crisi notevolissime. C'è stata una diminuzione della domanda. Per qual motivo, per esempio, il nostro governo è arrivato di nuovo al 120? Perché noi abbiamo dato 40 miliardi per cercare di assistere, miliardi in più, la disoccupazione che nel frattempo era stata provocata dalla crisi. E noi abbiamo avuto 500 persone, 1000 che hanno perso il lavoro e noi abbiamo sostenuto sia quelli a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato. Questo discorso non è stato solo italiano, attenzione, voi ricordate che quando siamo entrati in Europa gli altri avevano il 60% e noi avevamo il 120%. Noi siamo stati costretti, anche noi, a spendere di più per le ragioni che ho detto prima, e quindi ad aumentare il debito, ma l'abbiamo fatto meno degli altri, perché oggi la Francia, la Germania sono passati dal 60 all'80, all'85, mentre noi sono andati avanti di una decina di punti. Allora, sintetizzando, noi siamo arrivati a questo punto per due ragioni fondamentali. Da una parte abbiamo speso più di quello che non incassavamo e abbiamo rotto il vincolo che l'Europa ci aveva dato, e qui ci può essere una responsabilità, e dall'altra perché nel frattempo è diminuita la domanda e le nostre aziende si sono trovate in difficoltà. Se poi vogliamo andare a vedere il discorso della finanza, valgono le cose che hanno detto loro e non mi ripeto. Però le ragioni fondamentali per cui noi ci troviamo in questa situazione sono queste. Naturalmente, essendo l'euro, che è verissimo, come dice il professore, rispetto a quando è nato, ha un valore molto superiore rispetto al dollaro, perché partimmo che era leggermente toccò lo 0,82 inferiore alla parità, quindi è aumentato moltissimo. Il problema dell'euro è quello, oltre al fatto di non avere una sua banca, della differenza ricordato fra la Fed e la BCE, è dovuto al fatto che normalmente il valore della moneta è in funzione della situazione economica di chi la emana. Allora a un certo punto, se l'euro deve coprire anche stati in difficoltà come il Portogallo, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, l'Italia, evidentemente la moneta va a cifra. Senatore Raponi, la politica che responsabilità se ce l'ha in questa situazione? Giannino dice che lui va a parlare, dice due sono i punti: ridurre la spesa e ridurre il debito. Ridurre il debito col mattone di Stato, sono d'accordo, se riuscissimo a vendere, c'è un grosso capitale dello Stato che può fare, se venduto,
condizionato a quello, diminuire il debito. Questo è elementare e questo si deve fare. Non abbiamo sentito perché gli dicono di no, ma ci sono delle difficoltà perché bisogna vedere dove sono i denari. Se le banche li impiegano per fare speculazione comprando i bot, non li hanno, i cittadini non li hanno per comprare le infrastrutture. Ma il secondo punto che tutti citano, quello di ridurre la spesa, la gran parte della spesa dello Stato è per il personale, come gli dice il ragioniere dal quale lui va. Allora, se noi dobbiamo ridurre la spesa dello Stato, a meno di un margine che è del 15%, perché il costo del personale nello Stato è l'85%, che cosa facciamo? Che cosa facciamo? Cioè noi riduciamo, certo, però, si può fare progressivamente, mi ha fatto un ragionamento. Però vuol dire a un certo punto aumentare notevolmente la disoccupazione. Senatore, mi scuso. Non c'è dubbio. Quindi il vincolo della mancata riduzione della spesa dello Stato è dovuto al fatto che il grosso della spesa dello Stato è rappresentato dal costo del personale. Mi spiego, lei ha sintetizzato i problemi che ci sono in Italia. La domanda di questa revisione è: perché il mondo è arrivato a questo livello? No, il mondo, se mi dice l'Italia le ho detto io non perché. le ho detto l'Italia, La trasmissione è la differenza tra l'euro e il dollaro. Perché siamo arrivati a questo livello? Lei dice il mondo, finisco professore. La Cina finisco senatore, aspetti che finisco. Ma non dica il mondo, le faccio la domanda, no, le dico, la causa è stata l'America, il dollaro nei confronti dell'euro, e questo è il quesito della puntata di questa sera. Poi nelle prossime puntate parleremo anche di quello che sta dicendo lei, però perché oggi c'è questa situazione mondiale economica? È il dollaro che comanda sull'euro, in parole povere, è l'America che comanda il mondo? No, ma non credo che sia. Questo era il tema della puntata, capito? Le crisi americane hanno inciso poi sulle crisi mondiali. La competizione ha portato ad un trionfo di certi paesi e a una difficoltà degli altri. Le situazioni tipo le due torri, le situazioni conflittuali hanno ridotto la domanda per certi settori. Ci sono tante componenti, certo, è difficilissimo dire. Poi però vado al mercato, poi vengo al professor Curi. Però le ragioni della nostra crisi sono ragioni di carattere economico. Come diceva il mio professore, fai sempre riferimento a una famiglia. Se a un certo punto il gestore della famiglia però vede senatore, ma va contro un attimino quello che diceva il professore Ermanno Casen prima. Se in America ti danno 100 e spendi 110 e invece in Italia ti danno 100 e ne risparmi 50, visto che l'Italia è uno dei popoli risparmiatori. Ma guarda, io sono stato 4 anni in America, cosa fanno in America? No, spendono più di quello che hanno, li danno di più di quello che possono. È successo, come diceva, ricordava lui, con Lehman Brothers, che a un certo punto hanno scommesso sulla possibilità di riuscire, ma non è vero che in America tanto è vero che una volta che l'hanno fatto... La domanda mia è questa: se in America ti danno le banche e tant'altro, ti danno più soldi di quello che realmente potresti avere, ti danno, se hai bisogno di $100.000 te ne danno 100.000. Qua se hai bisogno... ma non crediate. No, ma è così. L'America, a differenza delle nostre banche... Mi fa terminare la domanda, poi le lascio terminare. E in Italia invece si dà meno e si risparmia di più. Perché noi in Italia dovremmo andare a essere in una situazione economica peggio degli altri paesi, quando gli italiani sono più risparmiatori degli altri paesi? Ma con la nostra situazione, l'America non c'entra niente, le ripeto. È inutile che noi andiamo a cercare a dare la colpa all'America della nostra crisi. Non ho dato la colpa, la mia è una domanda. Vabbè, la mia risposta è che la nostra crisi non dipende affatto dalle operazioni finanziarie dell'America. Dipende solo da una cosa interna. L'operazione finanziaria sballata che ricordava il collega ha inciso sulla situazione economica mondiale, lo sappiamo, è successo, l'abbiamo anche superata comunque. Quindi è colpa nostra, insomma, lei vuole dire? Sì, è colpa nostra. Scusi, mi faccia dire solo questo, anche perché noi dobbiamo alla gente spiegare per qual motivo il nostro governo sta prendendo le attuali decisioni. Perché non le ha prese qualcuno prima, che doveva farlo qualcuno prima. Questo bisogna dirlo. Ma chi dice, le sto dicendo che in questo momento i nostri cittadini sono chiamati, si dice, a certi sacrifici, noi tutti, a certi sacrifici. Quello che noi dobbiamo spiegare, quello che noi dobbiamo dire è le ragioni per le quali dobbiamo fare questi sacrifici. Il nostro governo non sta prendendo dei provvedimenti nei confronti dell'America o nei confronti di chi? Li sta prendendo nei confronti nostri. Scusi, perché? È stato perché molto chiaro.
perché il grosso... Il senatore è stato molto chiaro dicendo che la colpa è solo nostra. Non solo. Ha detto che la colpa... Non è nostra, scusate. No, io non so. Noi abbiamo un'economia che è ingessata. Allora, il 6 ottobre 2011 la Bank of England ha comprato la bellezza di 75 miliardi di sterline dallo Stato per tirarlo fuori dalla crisi. Allora, noi non abbiamo una banca, l'Italia non ha una banca propria, abbiamo delegato la banca, la BCE, e la BCE è una banca che non è una banca, è una finta banca, non ha le caratteristiche di una banca centrale, perché non esiste una politica europea. Prima abbiamo fatto la banca e poi prima abbiamo fatto la banca e poi vorremmo fare la politica europea. Ma se la Germania è in conflitto con noi perché deve vendere di più e noi siamo in conflitto con la Grecia e la Grecia è in conflitto con qualcun altro, non è uno Stato. Certo, allora, quindi, e peraltro le caratteristiche della BCE non sono le caratteristiche della banca americana, e quindi il comportamento è diverso, le oscillazioni dell'euro sono impossibili da decidere. Gli americani abbiamo visto che il dollaro era 2.000 lire, 2.200 è sceso a 1.000 lire. No, parliamo dell'epoca vecchio conio. Ma nessuno ha fatto una tragedia. Era un'operazione, l'hanno gestita, l'hanno portata a termine, il dollaro è tornato su di nuovo a 2.000 lire, poi è sceso e il dollaro si muove, è l'euro che è fisso. Certo. È come se fosse un pugilatore che sta fermo e uno gli gira attorno e lo picchia. Certo, no, ma sul ragionamento ha ragione. Solo che il senatore diceva prima, poi do la parola Ossai, diceva prima è colpa nostra, non è colpa di nessun altro. La situazione economica in Italia... Non esageriamo. No, ha detto più o meno, a una domanda precisa... La crisi mondiale e la il crisi nostro debito. No, solo questo. La crisi mondiale il nostro debito. Nella situazione ha detto colpa nostra anche, ha detto non è colpa dell'America. Allora io le faccio una domanda, è così, è stata anche colpa di quella politica allora, indipendentemente dalle parti? Solo che in Italia gli italiani si possono mungere, gli americani non si mungono più perché non hanno soldi. Certo. Gli americani vanno a dormire sotto i ponti, l'abbiamo visto, no? Ecco, quando uno perde tutto ha anche la dignità di dimostrarlo e andare a dormire sotto i ponti, no? In Italia invece mettiamo via il soldino e quindi questa operazione, a mio avviso, a torto o ragione, è per mungere gli italiani, perché l'Italia tutto sommato deboli dei soldi che ha un'economia abbastanza florida, solo che non abbiamo noi la capacità di riscuotere i nostri vantaggi. Certo, praticamente la persona dice l'Italia ha i soldi e quei pochi risparmiatori li vogliono portare via. Li vogliono portare via anche quello lì. Staremo a vedere, non è d'accordo? La questione, secondo me, potete intervenire è un po' in maniera, se volete anche banalizzandola, che c'è stata questa crisi straordinaria che ha messo un po' a carico, se vogliamo, di un sistema anche statale il grosso della crescita, cioè com'è che siamo nel mondo cresciuti. Il modello americano è un modello che ha creato poi i casi Lehman o comunque i subprime, perché non è vero quello che diceva anche il collega da Udine, no? Da Pordenone, che in qualche modo le banche dovrebbero fare una certa politica perché sono scesi i valori degli immobili. Le banche hanno fatto i mutui finanziando chi li ha comprati su un certo valore. In Italia comunque di solito non si va spesso oltre l'80% del valore. Poi è chiaro che se il valore dell'immobile scende, scende anche la garanzia, non è che questo possa essere attribuibile con competenza alle banche. Il problema che in qualche modo io vedo è che questa situazione, che oggi per certi aspetti, per i nuovi mutui sulle case, può diventare un problema per chi va a chiedere finanziamento, perché oggi in una crisi di sistema come che c'è con i tassi alti, le banche si fanno pagare, ma quelli stipulati tempo fa, che sono agganciati alle l'Euribor... Ma le banche si rifiutano a ricapitalizzare, questo è il punto. Ma dei privati di solito la flessibilità è stata prevista anche qualche tempo fa, di allungamento del debito, è una cosa che si fa, non è che sia una cosa che, anche perché hanno tutto l'interesse anche loro a evitare che ci sia... Sì signori, però uno che ha 40 anni deve pagare altri 30, arriva a 70 anni, scusate. Ma comunque non è che si possa dire è colpa in qualche modo, se sono calati i valori degli immobili, questo non è attribuibile né alle banche né... C'è una situazione particolare. E allora che abbassino gli interessi anche le banche. Ma quelli sui mutui vecchi, guardate, se voi andate a vedere cosa si pagano, non sono molto alti, perché sono agganciati nella stragrande maggioranza all'Euribor, normalmente a 6 mesi, che è un tasso che oggi è poco più di l'1,5. Spieghiamo cosa sono un salario Euribor. L'Euribor è un tasso
con cui le banche si scambiano i soldi. C'è stato il periodo nel 2008, quando il Minimo caso Lehman, 5% che erano arrivate più oltre oneri. il 5%, adesso l'Euribor è 1,60 quella a 6 mesi, più uno spread che può essere 1,20, 1,30, 1,5 per le banche che hanno fatto i mutui, arriviamo al 3%. E il problema non è su quelli, è su quelli nuovi che oggi vogliono comprare una casa e che devono sottostare a nuove condizioni di mercato che sono cambiate. Allora sì, gli spread oggi sono molto alti, cioè quello che si chiede su quel parametro è molto alto, oppure su un tasso fisso che oggi le banche stesse devono recuperare sul mercato a tassi di ben oltre il 5% loro. Scusate, abbiamo toccato un tema secondo me importante quando si dice il tasso al quale le banche si scambiano i soldi fra di loro. Il problema è che il sistema è ingessato, non ci sono soldi perché le banche non si prestano i soldi fra di loro, perché non si fidano reciprocamente. La BCE adesso. E in più, per dare una Cosa che non risposta alla successe nel domanda di Giorgio Borile, perché siamo arrivati a questo punto, crisi globale, ma crisi anche italiana, io volevo introdurre un elemento che secondo me è molto pesante perché viene valutato in circa 70 miliardi all'anno e che ci accomuna, ahimè, alla Grecia, che è il tema della corruzione. In Italia viene calcolato a 70 miliardi all'anno e questo è il motivo per il quale un'opera pubblica che viene preventivata a 10 milioni di euro viene consuntivata a 100 milioni di euro. Non ci sono soldi, dove finiscono? Certo. Io vorrei prima della pubblicità, Giorgio questa... Barrichello, gli imprenditori cosa dicono? Allora, Dopo lei mi ci mette in disparte con tutti questi uomini qui. Gli imprenditori cosa dicono? allora, gli imprenditori sono sempre positivi. Vorrei intanto spezzare questa... diciamo che noi siamo innamorati del nostro lavoro e quindi cerchiamo di andare avanti qualsiasi sia la situazione mondiale e quindi diciamo che quello che c'è da pagare si paga purché ci siano delle basi sulle quali fondare. Vorrei dire che alcune aziende si trovano molto bene in questo momento con le banche perché godono delle adeguate garanzie, altre invece si trovano... È contenta delle banche, le danno i soldi che le chiede? Nella mia azienda fortunatamente è valutata bene. Però a livello generale... La sua azienda lavora anche con l'estero? Lavora anche con l'estero, ma marginalmente. Con che nazioni? Con gli Emirati Arabi principalmente. Sono facilitati quelle che lavorano con gli Emirati Arabi, con l'India, con la Cina, dalle banche a avere i prestiti. Quello che lavora per quello qua vicino di casa, per Vicenza, mica le stesse... Il grosso del nostro mercato è comunque il nord Italia, quindi direi che sì, questo incide marginalmente, mentre sì a livello... Quindi lei è contenta, sta andando tutto bene, dice. È una delle poche che mi fa piacere, cioè non è mica... Io sono una persona positiva, però sento che comunque a livello nazionale questo problema esiste, perché purtroppo non tutte le aziende sono valutate in modo diciamo anche paritario e quindi anche pur avendo delle grosse commesse o comunque pur avendo del lavoro da portare avanti, purtroppo sono in difficoltà perché le banche nei momenti importanti proprio dell'investimento da parte dell'imprenditore non erogano i prestiti. Quanti dipendenti ha? E adesso siamo a 35 dipendenti. Insomma una media industria, insomma, una piccola sì, industria. Piccola. Sì. Piccola industria. Di solito, no, le faccio questa domanda perché sono quelle che funzionano poi. Allora, direi che forse è anche un po' troppo grande per funzionare. Funzionano le piccole, a mio avviso in questo momento, e quelle un po' più grandi. Mi trovo un po' non d'accordo con il fatto che il dollaro sia troppo poco forte rispetto all'euro. L'euro purtroppo in questo momento è troppo forte, per questo non riusciamo ad esportare come vorremmo. Infatti l'Italia ha goduto per molti anni di un grande vantaggio. Non è un paradosso, abbiamo l'euro forte e non riusciamo ad esportare. Sì, ma questo a mio avviso... Sì, certo. A mio avviso è un grande problema questo perché negli anni passati soprattutto l'Italia e la Spagna hanno goduto di questa opportunità di avere una lira da una parte per l'Italia molto bassa e quindi per l'esportazione eravamo diciamo ai livelli cinesi adesso.
mentre con l'avvento dell'euro abbiamo perso questo vantaggio. Ora questo vantaggio è ancora diminuito, visto che abbiamo un euro molto forte. Per esempio, qualche anno fa, quando l'euro ha guadagnato questi 20 centesimi, molte aziende come la mia hanno acquistato macchinari americani. Però i dati dicono che ultimamente l'esportazione è aumentata. Nel nostro caso stiamo cercando di aumentare l'esportazione per diversificare il rischio, soprattutto il rischio paese. Stiamo cercando di rivolgerci a diverse parti del mondo per appunto cercare di prendere sia fette di mercato più competitive e più remunerative, sia appunto di diversificare il rischio. Ci stiamo rivolgendo, speriamo con successo, appunto ai mercati arabi e ai mercati, adesso il Brasile. Che anche il Brasile serve a parlarne perché è cambiato davvero completamente stato. Il Brasile ha cambiato stato rispetto a quello che era una volta. Già nella bandiera quello c'è scritto progresso e lavoro, già qualcosa di diverso, credo stia dando dei segnali di un rinnovo davvero che poi sta dando i propri frutti in Brasile. Va bene, andiamo in pubblicità, dopo abbiamo tante cose da dirvi, rimanete assolutamente con noi, a tra poco. Rieccoci, TV7 Match, abbiamo molte telefonate, cerchiamo di passarne alcune, prego di essere brevi perché davvero l'argomento è interessante, scottante, noi cerchiamo, non lo faremo solo stasera, ma cerchiamo di chiarirlo punto dopo punto. Sentiamo chi abbiamo in linea, nome e da dove, grazie. Io le telefono da Trieste e mi chiamo Gracco, che non ha niente a che fare qua con la questione di sinistra, perché sennò potrebbe essere uno che si chiama Gracco di nome. Prego. Ecco. Quello che mi lascia perplesso è che il dibattito ogni tanto tira fuori un argomento strano, dice è colpa nostra della situazione economica attuale. Ma come si può dire questo? Noi abbiamo un sistema democratico, gli elettori hanno eletto attraverso i partiti, si sono organizzati, hanno eletto un Parlamento, il Parlamento ha fatto il governo. Questo governo non è che sia là sospeso nell'aria e dipende non si sa da chi, questo governo dipende dal Parlamento attuale, che è lo stesso Parlamento, la stessa maggioranza e le parti dell'opposizione che hanno stabilito un blocco con il quale questo governo resta in piedi. Questo governo è sorretto da chi? Dal partito di PDL, Partito delle Libertà, e dal Partito Democratico, grosso modo. Che poi ci sia un movimento diverso, ma in sostanza il governo è l'espressione del Parlamento, non è l'espressione di una qualcosa sospesa nell'aria. C'è stato l'incarico da parte del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica ha avuto occasione di nominare questo tipo di governo secondo i pareri che lui ha raccolto e ha deciso sulla base della Costituzione vigente nella nostra Repubblica. Qui non c'è niente di misterioso. Questo governo gestisce una crisi, la crisi di chi è? Colpa nostra? La crisi, prima di dire che è colpa di tutti gli italiani, è una cosa un po' difficile da dirsi. La crisi è causata dalle operazioni azzardate di carattere finanziario che in passato hanno fatto emettere buoni del tesoro, debito pubblico, e questo debito pubblico è stato gestito in maniera errata e imprudente. E poi fra l'altro se si pensa che qualcuno sta dicendo che si paga il 7% se si vogliono raccogliere i quattrini sul mercato, cioè dico io metto, mi servono 10 miliardi di euro, pago il 7% di interesse. È stato molto chiaro, adesso il senatore perché il 7% di interesse vuol dire che in 10 anni si raddoppia. Certo, è stato molto chiaro. Si raddoppia, cioè questi 10 miliardi diventano 20. Lo saluto, lo ringrazio, grazie Gracco da Trieste di essere stato con noi. Facciamo un'altra telefonata di Ciapetta, mi raccomando siate brevi perché altrimenti non ne posso passare la risposta breve. Per carità, che c'entra, rapidissimamente. Ha ragione a dire che il governo è stato sostenuto ed è sostenuto dai partiti che lui ha citato, certamente, ed ha anche ragione nel dire che poi le decisioni, la decisione finale spetta al Parlamento e noi dobbiamo assumere la responsabilità. Non mi piacciono quelli che criticano il governo, mi piace se a un certo punto nella discussione il Parlamento cerca di cambiare, di inserire qualche cosa che è nell'ambito dei decreti che il governo ha emanato, ma poi alla fine la responsabilità è del Parlamento.
Va bene, allora andiamo a vedere l'ultimo passaggio dell'intervista. Elisabetta, abbiamo il collegamento telefonico? Non ha risposto. Bene. Allora andiamo nell'ultima domanda che abbiamo fatto al professor Pezzanti, che ricordo è un docente dell'Università della Bocconi, ovviamente del Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico. E cosa vuol dire parlare del crollo dell'euro? Sentiamo cosa risponde a questa domanda. Professor Pezzani, che cosa si vuol dire quando si parla di crollo dell'euro? Fondamentalmente, quando si parla di caduta dell'euro, noi abbiamo due modelli culturali. Il modello culturale di tipo anglosassone, che ragiona in una logica di governance basata sul mercato e quindi sull'ottima breve. Tutti quelli che sono di matrice di questa cultura le diranno sempre che l'interesse è che ognuno se ne vada per i cavoli suoi. Il modello di governance europeo è basato sulla sussidiarietà, il modello renano, il modello dei distretti europei, e quindi l'ottimo è un ottimo del sistema a medio termine. Sono due modelli concettualmente diversi, è per questo che le agenzie di rating non riescono più a capire il sistema. Primo, perché operano in un contesto completamente culturalmente diverso. Quali sono le conseguenze? Che nel modello del mercato, se un'azienda automobilistica va male, pianta a casa il 50% delle persone, perché le persone sono un costo. Se invece succede alla Volkswagen, come è successo 14 anni fa, la Volkswagen cosa fa? Riduce i salari, riduce le persone, non lascia a casa una persona, e oggi è la prima industria nel mondo. Quale dei due modelli vincenti? La storia ci dimostra che è il secondo. La storia dimostra che è il secondo, professor Curi. Ma più che un commento a questa intervista, io continuo a pensare che su alcune materie è bene sentire i tecnici, gli esperti, e non improvvisarsi competenze che non si hanno, almeno io non me la sento. C'è invece un passaggio dell'intervento di Oscar Giannino che secondo me merita di essere riportato in trasmissione, perché sia pure indirettamente indica un problema che abitualmente viene trascurato. In parte anche la telefonata del telespettatore faceva riferimento a questo, e cioè Giannino dice nei governi precedenti, quando lo stesso Giannino proponeva che venissero assunti alcuni provvedimenti, la risposta era non si può fare. Allora quello che mi interesserebbe sottolineare è perché con i governi precedenti non si poteva fare e invece con quello attuale, lo abbiamo visto nell'arco di 2 mesi, provvedimenti discutibili, forse non efficaci, provvedimenti certamente controversi, ma sono stati assunti. Perché qui si è potuto fare? Sono lavati le mani un po' prima. No, e qui c'è un aspetto che è fondamentale per la comprensione del funzionamento del nostro sistema politico. Cioè non è affatto vero, come invece ha sostenuto il nostro telespettatore, che il governo attuale risponde al Parlamento, o meglio, formalmente risponde al Parlamento, ma non dobbiamo dimenticare, non c'è nessun parlamentare che fa parte di questo governo, non sono stati direttamente espressioni delle forze politiche che compongono, anche attraverso la rappresentanza parlamentare, che compongono il Parlamento, cioè, tanto per capirsi, costoro in realtà non devono rispondere a nessuno. Questa condizione li mette nella possibilità del tutto inedita, perché non l'ha avuta né il governo di centrosinistra né il governo di centrodestra. Può essere solo una situazione di comodo? Beh, insomma, è una situazione nella quale non hanno un elettorato di riferimento, ma vuol mettere quanto è importante una cosa del genere, nel senso che possono assumere i provvedimenti più diversi senza dover rendere conto immediatamente all'elettorato di provenienza. Mercato di prove povere, uno se lo domanda, un cittadino normale apartitico se lo domanda e dice: come al governo c'è un partito, non prendere decisioni, o quali decisioni prendere perché sono sicuramente impopolari, salta il governo, e cosa succede? Arriva un governo di tecnici, e coincidenza, io che sono un apartitico dico: ma guarda, il PDL va d'accordo col PD, ma mi sembra un po', la Lega si mette contro a questo governo, non sembra un po' un gioco un po' contorto nel vederlo da un partitico, da una persona normale, che dice: possibile che Berlusconi vada d'accordo con Bersani? Mi sembra inverosimile che Bossi dia dell'incapace a Berlusconi. C'è una situazione, non è che magari sia anche un prendere in giro l'elettorato?
Roberto, ogni partito, no, però se uno dice semplicemente si assumerà le proprie responsabilità. No? Da dove decide a partire? Emergenza però totale. Se io dico, ha ragione il professore, io dico il PDL si mette d'accordo col PD, scusami Roberto, rispondo. No, ma dico, ogni partito si assumerà le proprie responsabilità. Io parlo per il mio, non mi permetterei mai di parlare a nome degli altri partiti. Però vorrei correggere il professore. Oscar Giannino ha detto due cose in realtà. Ha detto: io ho parlato con il governo precedente e anche con questo, e io ho detto che bisogna fare due cose. La prima, ridurre il debito con la vendita del mattone pubblico; la seconda, ridurre il debito perché la spesa dello Stato. E ha detto: entrambi i governi non hanno fatto nulla di tutto questo, no che questo governo sta facendo quello che l'altro governo non ha fatto. Delle due cose non sta avvenendo nulla. E anche qui dobbiamo essere molto seri, perché le finanziarie che sono state approvate da questo governo per la massa critica più importante sono in realtà aumento della pressione fiscale, nuove tasse, punto. Riduzione della spesa è una parte infinitesimale, l'ha detto Oscar Giannino prima, quindi non lo dice la Lega. La verità vera è perché non si va a ridurre la spesa di questo Paese? Perché se noi andiamo a vedere dov'è il grosso della spesa di questo Paese, è concentrato in aree del Paese molto ben identificate. Faccio un esempio per tutti. Il Veneto, che ha gli stessi abitanti della regione Sicilia, la macchina amministrativa del Veneto costa 200 milioni di euro. La macchina amministrativa della regione Sicilia costa 1,7 miliardi. E quando eravate al governo? 1,7 miliardi. 1 miliardo. Perché non lo fa nessuno? Per quale motivo? Perché, e questo non lo dice nessuno, ma in realtà tutte le persone di buon senso lo sanno, se si dovesse intervenire davvero in questo senso, la pace sociale che c'è oggi in certe aree del Paese salterebbe completamente. Perché portare la regione Sicilia al costo della regione Veneto significa lasciare a casa 20.000 persone in 24 ore. Questo produrrebbe, l'abbiamo visto con i forconi, in 30 secondi questi hanno, non solo, vorrei ricordare agli amici che hanno festeggiato l'unità d'Italia, non hanno fatto solo i forconi, hanno bruciato la bandiera italiana. E non mi si venga a dire che l'hanno bruciata, scusami, non mi si venga a dire che l'hanno bruciata in 2 o 3 facinorosi, perché quando hanno bruciato la bandiera italiana, tutte le centinaia attorno a questo gesto hanno applaudito. Questa è la Sicilia, ok? Allora attenzione. La Calabria anche quest'anno, e questi sono i dati dei saldi, anche quest'anno chiude con 1 miliardo di buco sanitario, 1 miliardo, e noi paghiamo a pie pari. Dovessimo intervenire davvero lì, salta la pace sociale, questo non ce lo vogliamo dire, nessun problema. Questo Stato funziona quando l'economia tira, quando l'economia non tira più, queste cose emergono in maniera prepotente. Hai ragione, cioè, le differenze nord-sud sono evidenti, insomma, le situazioni. Però sono là i problemi. Sì, no, però c'è una questione secondo me che non è praticamente un dettaglio indifferente. Se oggi questo Paese è stato chiamato a fare questi po' di sacrifici, poi è giusto, potevano essere più tagli, meno tasse, però insomma anch'io concordo con te che se l'80% delle tasse e quel 20% è solo di tagli, ma poi quei tagli si trasformano ancora in tasse, perché se io taglio sulla sanità, taglio gli enti locali, quindi sostanzialmente ci troveremo con un peso fiscale folle. C'è una questione che se siamo chiamati a fare questo è perché il vostro governo si è preso un impegno di fronte all'Europa di azzerare praticamente il deficit PIL nel 2013, perché non se l'è inventato qualcuno. No, certo. E ciò però, scusa, non ce l'ha ordinato il dottore nel 2013. No, si poteva fare il 14, il 15, io credo che non sarebbe scoppiato la terza guerra mondiale. Io credo che il pareggio per Monti, che io per carità non sono un amante di Monte, sostanzialmente l'ha detto, non è che ce l'ha ordinato il dottore, me lo sono trovato nel 2013, dobbiamo azzerare il deficit e quindi siamo chiamati a fare questa operazione. Però mettiamo in ginocchio il Paese e poi la gente... Sono d'accordissimo. Ho delle grafiche da farvi vedere, cosa pensa la gente di questa situazione, cosa sono le agenzie di sono le 23 e quindi chiedo, prego, se volete intervenire, professore. Sì, ma adesso chi è senza peccato scagli la prima pietra. A nord abbiamo salvato l'Italia, era una società che era bella venduta e ci portavano a casa un sacco di soldi, invece ci siamo presi i debiti, ne abbiamo fatti degli altri, ci siamo ingoiati l'Air One che era una montagna di debiti e non aveva niente dentro, è nata Sicilia, noi siamo fatti così. La politica, 4 miliardi è costata l'Italia. Questo è uno, ma possiamo fare un elenco che non finisce mai. Ali Lombarda, non mi capisco. Come? Si chiamava l'Italia, no? Ali Lombarda.
o Ali Veneto, si chiamava Alitalia. Mi sembra che all'epoca era la compagnia italiana, sembra che abbiamo salvato, la compagnia di Treviso, no? Non ero io, scusate, non ero io il governo. Era la compagnia di bandiera di cosa? Di bandiera di questo paese che voi riconoscete come tale. Una compagnia, scusate, una compagnia di bandiera. Però non è l'Italia, è italiana. L'abbiamo salvata. L'Italia era una condizione disastrosa nella quale si trovava con dei debiti pazzeschi e anziché c'era già l'accordo con l'Air France, ci davano 300 milioni, l'Air France ci dava 300 milioni e assorbiva tutto, solo che qualcuno ha voluto per la questione di bandiera metterci altri oggi abbiamo la nostra compagnia che va bene perché aveva avete detto che la Sicilia costa, ma è costata l'Alitalia, come se ci fosse una contrapposizione fra l'Alitalia di proprietà del Veneto e la Sicilia. Cosa c'entra? L'Italia del paese, siccome l'argomento l'ho introdotto, ma cosa c'entra col sud? È del paese dell'Italia, si chiama Alitalia, non Ali Nord-Est. Ma sì, vabbè, o Ali Padania, si chiama Alitalia. È vero, ma c'era l'altro cosa che c'entra la contrapposizione col meridione. Bravo, ma dentro l'Italia ci abbiamo messo l'Ali Nord-Est, che è l'Air One, no? Sì. miliardo di euro, track, messo dentro, e poi l'Italia, siccome era tutto insieme, se l'ha ingoiata e ci abbiamo fatto una campagna elettorale. Allora, è inutile che facciamo i moralisti per una parte e i moralisti per l'altra. Vuole che gliene faccia un elenco di altri 10 di queste situazioni? Dai, ci diamo un bel taglio. Ci diamo un bel taglio. Ieri ho visto Mercato, accennavo oggi al professor Manocasi mentre preparavamo questa trasmissione. Ieri ho visto Le Iene, che è una trasmissione che prediligo, che mi piace, e l'hanno ripetuto 2 volte questo servizio, era durata in 15 minuti, e hanno fatto vedere i dipendenti romani che lavorano nel comune di Roma, che entrano, beggiano il cartellino proprio e poi escono e vanno a fare la spesa. Seguiti credo saranno stati una 50, una 60, addirittura molti entravano col badge di un altro, i più bravi, i fenomeni, entravano con 3 badge. Entravano, uscivano e tutto come prima. I sindacati dicono no, non è vero, di fronte a testimonianze, quello delle Iene che è andato a intervistarlo nei luoghi pubblici, nei ristoranti, nei ristoranti, nelle farmacie dove andavano a fare la spesa, loro indifferenti. Scusi direttore, ma mi dico, finisco questo è un paese, questi qui domani mattina, sindacati, PDL, PD, li devono prendere e mandare a casa, nessuno ha coraggio. Perché questo è un paese che un dipendente pubblico si viene trovato a rubare e lei lo lascia a casa, questo fa ricorso e viene riammesso nel allora cambiate le leggi, Mercato, siete al governo, cambiate le leggi, ci mandano anche i parlamentari che sono inquisiti, voglio dire che sono però voi avete sostenuto l'ultima volta Cosentino, no? È la stessa cosa questa. Ma cambiate le leggi, Mercato, uguale. Mercato, siete al governo, chi ruba gravità un po' diversa, mi pare. Cambiate le leggi, cambiatele, perché non è possibile. Vabbè, non sono governo, ma non sono le leggi, anche il governo se uno o due nomina, no, ma non sono questo governo mi fa piangere. 8 anni su 10 mi fa ridere. Quello ieri Umberto Curi, è vero o no? Cioè bisogna che finire questo. Io davvero sono stato sconcertato da quel servizio che ho visto ieri sera, ma le dico una 50, beggiavano il privato. Se un'azienda privata come l'imprenditrice, come l'editore, vengono qui, beggiano e poi vanno a casa, vanno a fare le spese, è tutto come prima, capito? All'Alitalia rubavano nelle borse, li hanno rimessi a lavorare e questi qui rubavano le borse dei passeggeri. Allora cambiatelo, chi era governo, cambiate le leggi, svuotarlo di italiani e mettere dentro se tu rubi paghi, non puoi, se tu rubi ti paghiamo lo stesso. Infatti, se posso permettermi, il grande problema dell'Italia, a mio avviso, è che si lavora troppo poco. Ci siamo abituati troppo bene ad avere delle cose forse inutili, mentre in realtà dovremmo veramente tornare come aveva detto il professor Pezzani, dovremmo tornare sulla persona. È la persona che deve essere orgogliosa di essere al suo posto di lavoro, e deve voler aumentare la produttività e dovrebbe voler aiutare l'azienda a salvarsi. Invece in questi momenti di crisi è sempre colpa dell'imprenditore e non esiste mai una reale soluzione sociale. Claudio, cosa ne pensa l'avvocato da Pordenone? Beh, veramente io non sono d'accordo con quello che dice la signora, perché con questo sistema di adesso chi decide è l'imprenditore, cioè il dipendente e le maestranze non hanno potere. Se ci fosse la possibilità invece di dare più voce
ai dipendenti, magari facendoli diventare consoci di minoranza, eccetera, ci sarebbe forse una visione un po' diversa. Mi sembra una favola. Quello che dice l'imprenditrice potrebbe essere accettabile. Adesso no, adesso non ci siamo. Sì, ma avvocato, io ho visto qualche azienda dove il proprietario dell'azienda ha proposto ai dipendenti di diventare soci, questi qui era una responsabilità troppo grande, non l'hanno mai fatto, non l'hanno fatto, però dietro le quinte contestano. Potrà essersi verificato in qualche azienda di sicuro, ma non in tutte. Può capitare che qualcuno, dipende anche un po' dalla situazione dell'azienda, perché se i dipendenti dovessero diventare consoci e hanno soltanto dei debiti, è certo che non diventano consoci. Ma le posso fare un esempio? Questa azienda, quando è nata, con capitale interamente versato di liquidità di 500 milioni, parliamo del 76, ha voluto regalare il 20% del capitale ai dipendenti a quell'epoca, 76, 200 milioni. E io avevo la sfortuna di non esserci. Ecco. Allora, abbiamo avuto uno scontro sindacale. Guai se i dipendenti diventavano soci, e io gli ho fatto un esempio: lo stipendio rimane lo stesso perché erano dipendenti di un'altra società e rientravano in questa. Scusi professore, ma perché? Ci spieghi il perché? Perché i sindacati, perché la Volkswagen è così forte in questo momento? Perché se c'è un problema le si discute con i sindacati e si trova un punto di accordo. Io che ho grande amicizia con i sindacati, però quando si arriva al concreto non ci si mette d'accordo, c'è sempre uno schieramento e non ho capito perché qui dentro c'è la massima disponibilità. E purtroppo è una questione di cultura sindacale, cioè impariamo dai sindacati tedeschi, perché qui a Padova io ho avuto solo scontri, ma non scontri per carità, poi ci si mette d'accordo, ma non si è mai seduti attorno a un tavolo per riuscire a arrivare tutti e due alla stessa meta. Vorrei chiedere anche... Io ho avuto un'esperienza molto positiva invece con i sindacati, soprattutto, soprattutto nel momento di grande crisi. Ce l'ha con i sindacati, le faccio i complimenti perché è una favola. No, ma io direi che nel momento c'è stata una grandissima crisi anche nel mio settore, ovviamente, anzi abbiamo avuto un forte aiuto dal settore sindacale e abbiamo trovato delle persone che sono state disponibili al dialogo. Ovviamente era un momento in cui non potevano tirarsi indietro. Io però comunque tornerei al fatto che è il dipendente che deve mettersi in discussione. Io tornerei al fatto che il dipendente deve meritarsi di stare all'interno di un'azienda e deve conquistarsi questa postazione ogni giorno. E secondo me la cosa più importante che sta facendo... Che lo gratifichi poi. Esattamente, ma soprattutto nel nord-est credo che di paghe base ce ne siano veramente poche. Quindi gli imprenditori sono ben felici di gratificare i dipendenti, non sono propensi al licenziamento perché formare un dipendente è molto costoso. Quindi io direi che in questo senso il governo Monti sta facendo un passo importante. No, sono d'accordo che nel Veneto, in generale nel nord-est, il tasso di conflittualità sindacale è molto basso. Tra l'altro la percentuale di sindacalizzazione tolto il pubblico impiego quasi non c'è nelle piccolissime aziende, spesso ci si mette d'accordo direttamente tra imprenditore e lavoratore dipendente. Cosa diversa è nelle aziende grandi che sono strutturate diversamente, allora lì c'è praticamente il sindacato che media, che comunque diventa... Anche nelle aziende oggi un dipendente, se ha bisogno qualche contestazione con l'editore... Sì, no, nel momento in cui rompe... Mi sembra sia come il gioco nel mondo del calcio, che il giocatore è il procuratore e il dipendente è il sindacato. Quando il dipendente vuole rompere o vuole rompere l'imprenditore, sostanzialmente poi alla fine, quando la situazione non è più ricucibile, si ricorre praticamente al sindacato di riferimento piuttosto che all'associazione di categoria.
Però, ripeto, pur in una situazione di difficoltà, di crisi economica, eccetera, il tasso di conflittualità è basso, è sempre stato basso, proprio perché il livello di sindacalizzazione di lavoratori dipendenti nel Veneto è molto basso, perché essendo aziende piccole, ripeto, non c'è il bisogno, la necessità di ricorrere all'organizzazione sindacale, ma ci si rivolge direttamente, anche perché nella stragrande maggioranza dei casi lavoratori e imprenditori sono fianco a fianco. Mi piacerebbe, scusi, perché preme la pubblicità e la interrompo per questo motivo, non per quello che sto dicendo io, però mi piacerebbe un giorno che quei dipendenti che ho visto ieri sera nel servizio delle Iene, anche il sindacato andasse lì e gli dicesse rimanete a casa. Ma lì il pubblico, quindi è una no, ma cosa non me ne frega diversa, nulla, insomma. gli direi, voi rimanete a casa. Questo paradossalmente c'è chi ritiene che è meglio che i dipendenti pubblici stiano a casa e non vadano a lavorare, quantomeno non consumano energia elettrica, non accendono il computer. Però è una cosa che non mi piace. Mi piacerebbe che Zabeo, domani le parti politiche, indipendentemente da che parte essi siano, destra, sinistra, centro, su per giù e via discorrendo, e soprattutto i sindacati, prendessero quei signorini per le orecchie e gli dicessero tu andate a casa. Non succederà, e mi dispiace, se non succede questo vuol dire che davvero c'è qualcosa che non funziona. Attenzione però, attenzione, solo un flash. No, non possono, ma se la politica lo mettesse come legge potrebbero, Marcato, potrebbero, è la politica che ha in generale messo questo genere di meccanismo, io credo, gli uomini hanno messo credo questo che se genere ci sono 50 persone che si comportano male, ce ne saranno altri 50 a casa che sono se vi disponibili capita a prendere andate a vedere questo servizio, è una cosa incredibile, andate a vederlo. Morile, solo un attimo, quello che lei ha descritto è il compimento di un reato, perché ci sono gli estremi di un reato. Allora, non si tratta di invocare provvedimenti straordinari per quel tipo di comportamento, deve essere sanzionato. Il problema è domandarci, in questo paese la cultura della legalità è la cultura predominante anche e soprattutto da parte del ceto politico, o forse riceviamo degli esempi non proprio edificanti anche sul piano della cultura della legalità? Non solo, professor Curi, aggiungo un elemento, perché gli strumenti per sanzionare chi non fa le cose come dovrebbe ci sono. Non vorrei il ragionamento ci portasse in un terreno pericoloso che andrebbe a identificare il lavoro come una gentile concessione di qualcuno, quando vi ricordo che la Costituzione lo mette nell'articolo 1 come un diritto sacrosanto, mai disatteso come oggi, soprattutto per le centinaia di migliaia di persone che questo lavoro non ce l'hanno. Quindi attenzione che questo non ci porti in terreni minati. Un secondo di Giannino, poi abbiamo la pubblicità, sentiamo, ci torfoliamo come sempre ad Albignasio, sentire cosa sta dicendo, poi andiamo alla pubblicità, sentiamolo. Non si sognerebbe di dire che chi esce di lì è uguale a chi esce da là, e che ha canali di accesso privilegiato di fornitura del credito e di interfaccia con le imprese. Questa è la mia risposta. Poi c'è la ricerca di base che è diversa, perché la ricerca di base ha inevitabilmente bisogno invece di una capacità di selezione su peer review di chi dal pubblico assegna le risorse, che è molto diversa anche dai criteri adottati con la riforma Gelmini. Non c'è tempo per approfondire, ma come vede me ne occupo Andiamo in pubblicità, vi ricordo che tra l'altro tutta questa serata di Giannino l'abbiamo ripresa totalmente, valuteremo con l'editore se mandare in onda una parte di questa serata dopo nel sentire appunto i contenuti di questo convegno. Elisabetta, andiamo in pubblicità ricordando i numeri. Sì, potete continuare a mandarci gli sms al 345 3341 171 oppure potete chiamarci per intervenire allo 049 80 777 53. Torniamo tra poco. Devo salutare Roberto Marcato che deve andare via, perché lui si dice perché domenica è ingiusto all'Arena, anche lì vedremo che... E voce Pavene in fiaga. Là vai però, dunque se volete guardarlo, per fortuna è venuto con noi questa sera, deve già partire. Guardatelo domenica su Domenica In. Grazie a Roberto Marcato di essere con noi. Andiamo, chi abbiamo al telefono, pronto? Con chi parliamo e da dove? Pronto? Sparito Elisabetta, non c'è. Prendilo. Non c'è, pronto? Proviamo ancora, non c'è, va bene, riproviamo, eccolo qui, pronto, con chi parliamo e da dove? Buonasera. Se può abbassare l'audio del televisore perché altrimenti rimbomba tutto. Sì, va bene. Grazie, allora con chi parliamo e da dove? Da Rovigo, Marcello. Marcello, prego Marcello, rapido, grazie. Sì, ecco, io ho sentito un po' tutte le vostre discussioni, tutte valide e interessanti, perché sono sempre valide e interessanti, ma io voglio chiedere a qualcuno dei signori lì, pensate che la nostra sia una vera democrazia?
Pensate che la sovranità popolare sia rispettata per certi versi? Voi parlate sempre di banche, qualcuno ha detto addirittura quelli che vanno a lavorare sotto lo Stato, che timbrano, vanno fuori, il signore lì aveva detto prima no. Tutte queste cose qua. È un sistema che ormai da sempre è così, non c'è mica da meravigliarsi, è il sistema che è fatto così. Si può cambiare il sistema? Punto di domanda. Si può cambiare di essere nati in Europa non sapendo mai niente, non essere mai informati come cittadini? Non forse è più vero che i cittadini devono essere prima informati e poi aiutati per fare certe cose? Dovete solo che ci siano solo delle sommosse eventualmente. Ma si può rivoluzionare questo sistema? No. La democrazia è questa, ma questa è obsoleta, è una democrazia dei partiti, dove i partiti con i sindacati, con le varie agenzie, la Chiesa, questo, quest'altro, quell'altro, fanno solo delle porcate continuamente. E noi cittadini cosa contiamo? Non contiamo niente. Allora io vi faccio io ho detto prima cos'è una vera democrazia. Ma pensate un po' alla Svizzera qui vicino, come funziona qui il referendum, non come i nostri. Io avevo fatto a suo tempo delle liste civiche, però non è facile fare liste civiche, è più facile che li facciano i partiti, le liste civiche. Quelli che sono autonomi, che non sono legati a nessun partito, a nessun movimento, non riescono a fare niente in Italia. Sono considerati degli anarchici, dei falliti. E questo è un guaio sia per gli imprenditori, per i politici. È stato molto chiaro, Marcello, è stato molto chiaro. Passiamo alla telefonata. Isabella, la risposta è, parte ha ragione, dice bisogna andare dentro un'organizzazione per far valere le proprie qualità. Sì, ma anche no, nel senso che ad esempio a me non è per niente simpatico, però Beppe Grillo ha creato una lista praticamente che nelle ultime elezioni ha ottenuto... È un artista, è uno che io lo so, dico Beppe Grillo, ma a livello locale ci sono centinaia e centinaia di liste civiche, insomma si fa politica lo stesso, però noto una cosa che credo ci debba far riflettere. In questo momento è indubbio che la politica ha fallito, perché se abbiamo un governo anomalo, tecnico, insomma, supportato dai partiti, ma non un governo politico, questo vuol dire che appunto i partiti hanno fallito, sono in grosse difficoltà. E la ragione che in questa ultima settimana e mezza ci siano state queste manifestazioni e proteste così dure, così violente, tra virgolette, dei tassisti, dei trasportatori, ce la dice lunga su quanto importante sia avere un governo che sia espressione della politica e dei partiti, che sono l'elemento di democrazia che conosciamo. Vorrei rientrare poi nel ragionamento perché altrimenti in questa fase i partiti non sono più in grado di avere una funzione intermediatrice e succede praticamente quello che sta succedendo, dove siamo tutti contro tutti. E poi vabbè, rientriamo, abbiamo risposto al nostro spettatore, però vorrei rientrare in chiusura di trasmissione al dollaro contro l'euro, viceversa, ma è un gioco di parole che noi abbiamo messo per parlare della situazione economica oggi mondiale e anche ovviamente la nostra. Voleva intervenire Massimo. Solo una battuta, perché questo governo non è supportato dai partiti, è sopportato dai partiti. Sostenuto. Allora siamo andati tra la gente, oggi siamo andati tra la gente, poi abbiamo chiesto, ma sentite, sapete perché siamo arrivati in questo modo con l'euro così, il dollaro così? Sentite cosa ci rispondono. Questa crisi economica è perché i nostri politici non hanno saputo governare come dovevano e quindi naturalmente ci siamo trovati in questa situazione così particolare che adesso è venuto a galla, insomma, questo iceberg che non ci si aspettava che ci fosse, ma invece è davvero ora presente. Colpa di Mario Monti. Beh, io penso che non sia una cosa, diciamo, nata adesso, ma sia il frutto di una serie di scelte sbagliate che abbiamo ricevuto come eredità dal passato, appunto. Secondo me perché ci siamo mossi tardi nel risollevare e trovare soluzioni. In Italia non c'è una classe dirigente all'altezza di governare il Paese e oggi abbiamo delegato tutto agli stessi che hanno causato la crisi. Dei nostri governatori. Non degli italiani, causa del governo e basta. Non saprei come siamo arrivati, con lo spreco, con tutto quello che buttiamo via, che buttano via e tutto il resto. È da anni che va avanti così, ogni partito che va su insomma fa il suo. A Roma si sono mangiati fuori tutto, i nostri bei governanti, di adesso, di prima e chissà da quanto, insomma. Perché non è una cosa di adesso, è il risultato. Hanno mangiato troppi soldi e non sanno più dove andarla a prendere adesso. Siamo messi male. Chi ci ha governato ha delle responsabilità molto dirette e anche molto pesanti nei nostri confronti
e non vogliono mai rinunciare a nessun privilegio loro. Secondo me è colpa degli speculatori, dei politici e di tutti quelli che hanno dei grossi interessi in giro per il mondo, in generale. Non parlo solo dell'Italia, parlo proprio a livello mondiale. Ecco, però parliamo sempre di persone che sono ai vertici più alti, non certo insomma, il cittadino comune che secondo me ci rimette e basta. Insomma. A parte il malgoverno, comunque anche noi italiani ce ne freghiamo parecchio, pensiamo molto spesso a noi stessi e molto poco a come va, quindi penso anche un po' di egoismo. Beh, deriva da molto lontano, dai tempi del 1980-90, tutta la questione dell'economia che è stata mal gestita in quei periodi, dando privilegi a tutti, che poi è continuata all'infinito fino a poco tempo fa. Secondo me è nostra un po' la colpa, perché c'è troppo anche consumismo, diciamo. Ecco, e comunque non saprei cos'altro aggiungere, insomma bisogna che ci rimbocchiamo le maniche, ci diamo da fare per trovare qualche soluzione per i nostri figli, soprattutto se non riusciamo almeno per noi subito, nell'immediato, bisogna pensare al futuro dei nostri figli, al lavoro e quant'altro. Penso della politica, gran parte della politica. Per quanto riguarda l'Italia, anche poi degli italiani, propensione a non pagare le tasse e tutta una serie di cose. Un po' di tutti, sia dei politici che nostra, del popolo italiano, ci siamo mai dati tanto da fare. Tutti hanno preso le loro responsabilità perché i cittadini hanno detto anche nostra, però mi sembra a grande maggioranza, però la politica... La politica è l'espressione del paese. Sì, ma è facile dire ma chi è che ha eletto i politici? Certo. Primo. Chi è stato costretto a eleggere quei politici? Secondo, chi è che ci fa avere il primato di non pagare le tasse? Mi scusi senatore, lei deve dire anche che gli elettori sono costretti a eleggere certi politici. Perché hanno fatto una certa legge elettorale. Certo, qualcuno però ha fatto una certa legge elettorale e non vuole cambiarla sì, neanche no, adesso. No, ma anche prima, andiamo, lasciamo perdere. Beh, insomma, lasciamo perdere. C'erano i collegi per un'altra cosa. Molto diversa la storia però dei ritorniamo collegi. all'argomento e siamo in chiusura. Guarda, loro dicono che la colpa... il partito, il candidato. Torniamo all'argomento, Ossari. Loro dicono, i nostri intervistati hanno detto la colpa di questa situazione economica nazionale e mondiale, la maggior parte mi sembra intuire, è colpa della politica. La domanda mia è, in chiusura di questa trasmissione, la politica può oggi sistemare la situazione economica italiana e nel vero specie mondiale, ovviamente ognuno nel proprio Stato? Assolutamente sì, perché spetta alla politica, nonostante in questo momento l'abbia delegata questa scelta, questo compito a dei tecnici, ma come si diceva prima la politica comunque sostiene questo governo, ma il vero problema è riuscire a far capire non tanto solo agli italiani ma alla comunità internazionale che siamo ritornati ad essere un paese credibile, che è la cosa che ci è mancata negli ultimi anni e in particolar modo negli ultimi mesi. Poi il problema del rapporto con il dollaro e gli altri paesi internazionali è quello di dire non solo se riusciremo a fare un passo in avanti in termini di credibilità, ma se riusciremo anche a far crescere l'Europa, che è stata, come dire, debole in tutta questa fase, perché il rapporto con il dollaro nasce anche, l'apprezzamento del dollaro nasce anche da una debolezza intrinseca dell'euro o della politica europea, che di fronte a una situazione come quella della Grecia, se avesse avuto più coraggio e avesse guardato Francia e Germania un po' meno gli interessi di parte perché vanno alle elezioni e avesse fatto uno sforzo grosso all'inizio in più, oggi il problema della Grecia non ci sarebbe, perché sarebbe stato in qualche misura superato. La Grecia ha il 3% del PIL europeo, certo, cioè pesa poco. È che la speculazione in questo senso, con la debolezza dell'Europa, ci ha giocato sopra. Ogni volta che tentava una timida soluzione del problema l'Europa, la speculazione aveva gioco forza per alimentare questa Avvocato tensione. Claut da Pordenone, la politica riuscirà a sistemare questa crisi finanziaria, questa babele finanziaria? Ma io non credo che la sola politica riesca a migliorare la situazione. La politica riesce a farlo con l'intervento, con l'aiuto comunque delle banche e degli imprenditori, perché diciamo, devono trovare un accordo perché le banche allentino diciamo, le loro redini e diano più possibilità agli imprenditori e a tutti quanti i cittadini di migliorare. Gli imprenditori hanno secondo me il potere di
cambiare diverse cose, perché sta in loro, diciamo, l'opportunità di poter migliorare l'Italia e in generale tutto il mondo. Senatore Ramponi. Ma io tento, è chiaro che il compito è della politica, come dico che la responsabilità, e condivido quello che dicono i cittadini, afferisce moltissimo ai responsabili politici, e allo stesso modo devo dire che è compito della politica. E attenzione, qui si parla di un governo tecnico. La politica, mi scusi, senatore, italiana o dice anche una politica guardi, di accordi europei e mondiali? Vede, una volta Kennedy andò famoso per una frase, disse agli americani: non chiedetevi che cos'è che lo Stato può fare per voi, chiedetevi che cosa voi potete fare per lo Stato. Allora a me piace assumermi le mie responsabilità e chiedermi che cosa io faccio, che cosa l'Italia fa per salvare se stessa. Poi non c'è dubbio che è vero quello che ha detto lui, che è vero il fatto che dopo aver predicato per 20 anni siamo riusciti in Europa a realizzare l'unione economica, ve lo ricordate tutti, ma ancora non abbiamo l'unione politica. L'unione economica, amici cari, ha fallito completamente. Non c'è stata questa connessione, non c'è stata questa solidarietà alla quale lei faceva riferimento. No, perché... Scusi, nazione incisiva, ho detto io, come avrebbe dovuto l'Europa. Che nasce dalla somma di tante piccole realtà che sono un po' egoiste, questa è la verità. Siamo ancora all'indietro. Ma questo lo sappiamo, ma questo egoismo era riferito al politico prima e si diceva abbiamo fatto l'unione economica, col Trattato di Roma, con la libertà delle merci, invece si è rivelato non vero. Allora, rispondo però e concludo, perché non c'è dubbio che deve essere la politica, non c'è dubbio anche però che i cittadini, ai quali vanno spiegate le ragioni, debbono essere disponibili a partecipare, in primis cominciando a pagare le tasse, perché se in questo paese si fossero pagate le tasse, il disastro nostro non ci sarebbe stato. E qualche politico avrebbe guadagnato di più. Magari qualche politico avrebbe guadagnato di più. Ma se poi questo paese è un paese amorale, fatto di ladri e fatto di imbroglioni, allora non ci sono leggi che possano salvarci. Lasceremo sempre a desiderare. Qualcuno va anche a dire che magari le tasse non si devono pagare, è bene evaderle, allora facciamo fino in fondo, no? In chiusura, questa politica, questa crisi economica... Ma nemmeno le spese militari in Afghanistan sono giustificate. Scusate un momento, 1 miliardo di euro all'anno possiamo risparmiarli per altre cose, scusate un momentino. Ma questo lo deve dire però a tutto il mondo, perché allora le dirò che se noi spendiamo 1 miliardo, altri ne spendono 5, allora ci sarà una ragione. Pensiamo a noi, intanto che siamo poveri e disgraziati. Ci sarà una ragione, o sono tutti imbecilli che fanno morire la loro gente? Lei come pensa di poter lottare contro il terrorismo? Come pensa di poter lottare? Noi pensiamo che si possa lottare. Secondo me si possono arrangiare, perché il vantaggio che abbiamo noi altri per il petrolio, per altre cose, non ce n'è. Quindi è meglio che stiamo a casa nostra, risparmiamo quei soldi e li utilizziamo per costruire ospedali. Guarda, avremo anche un tema da fare proprio sul fatto dell'economia e della finanza, proprio parleremo anche di petrolio, parleremo di gas, nelle prossime puntate parleremo di tante altre cose molto interessanti, anche se a volte siamo un po' prolici nello spiegare alla gente i veri contenuti, il vero motivo di questa crisi finanziaria. Nel concludere, Alberti e poi Zabeo, la politica cosa può fare immediatamente, in maniera rapida, e se può sistemare questa crisi economica? Intendo una politica mondiale, dunque che Monti vada d'accordo con la Merkel, che vada d'accordo con il francese che mi sfugge, Sarkozy, esatto, mi sfugge, che vada d'accordo con Obama, insomma che si riesca a sistemare l'economia mondiale. Intanto un flash sul tema della serata, che è guerra dollaro contro euro, che è una guerra impari. È una guerra impari perché il dollaro è espressione di una nazione, l'euro è un'espressione di un'unità monetaria. Dicono, Alberto, in diretto Veneto, che una pompa di acqua vicino a un bar dà fastidio, e il dollaro ha subito questo fastidio dall'euro, pochettino. Sì. Oggi l'euro, dicevo prima, rimane forte perché il dollaro è intrinsecamente molto debole, hanno problemi enormi.
Per quanto riguarda la politica, un flash anche lì, secondo me io sono pessimista perché il sistema, prima ho parlato di corruzione, e adesso aggiungo le clientele, non mi sento di catalogarle con un partito o con un altro, credo che sia il partito, scusate, fra virgolette, più trasversale che ci sia, e se non cambia questo sistema io temo che non ci sia via d'uscita. Condizione. Allora, io sono convinto che da questa situazione se ne esce tutti assieme, politica, società civile, parti sociali. Beh, ognuno facendo il suo mestiere, il suo ruolo. La politica deve risolvere o tentare di risolvere le questioni, le imprese devono fare... Ma non è semplicistico, Zabeo, dire ognuno fa il suo, o ci vogliono no, perché in questo paese non è sempre stato così, non è sempre stato così, non è stato così, non è sempre stato così. E secondo me il fatto che oggi abbiamo un governo tecnico anomalo e una situazione trasversale dove abbiamo partiti che prima erano uno da una parte e uno dall'altra, oggi si trovano a sostenere, ce la dice sulla difficoltà e la gravità della situazione. Però c'è un grosso salto di qualità con questo governo, bisogna riconoscerlo. Cioè adesso si parlano di cose serie, di cose vere, lavoro, occupazione, liberalizzazioni, fisco, tasse, fino tanto gli ultimi 2 anni si parlava della giustizia, delle questioni della giustizia che a fin fine poi riguardavano una persona, le questioni di rubi piuttosto che delle intercettazioni, eccetera. Insomma, voglio dire, c'è un grosso salto di qualità, c'è tensione sociale, siamo un paese vivo, viva Dio, io credo che le potenzialità che abbiamo espresso, che possiamo ancora esprimere, ci consentono di venire fuori da questa situazione. Siamo un paese vivo, professor Curi? Come dice Zabeo? Dalle interviste che sono state poi trasmesse poco fa risultava un aspetto in quasi tutti gli intervistati, e cioè si diceva la colpa della situazione attuale va vista nella negligenza del governo precedente che non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare. Qui però c'è un punto di riflessione che di solito non viene toccato da nessuno e che secondo me è fondamentale, e cioè se uno guarda, aveva ragione Zabeo a citarli, quali sono i contenuti dei provvedimenti che sta assumendo il governo Monti, sono contenuti che comparivano tutti sia nell'agenda politica del governo di centrosinistra che nell'agenda politica del governo di centrodestra, cioè non è stato inventato nulla nel merito. Che cosa è cambiato? Che i 2 governi precedenti non erano in grado di approvare i provvedimenti che invece adesso a raffica si stanno approvando. E perché? Qual è il punto che rischia di indicare un paradosso? Impopolare. No, indica un paradosso nel funzionamento della democrazia, e cioè che mentre nei governi precedenti le regole democratiche erano rispettate, c'erano i partiti che andavano alle elezioni, ottenevano i voti, costituivano maggioranza in Parlamento e facevano i governi, questa trafila, questa filiera democratica corretta era paralizzata e incapace di produrre decisioni. Le decisioni le prende un governo che questa trafila non la segue. Sta emergendo un punto, secondo me, da sottolineare con molta preoccupazione, e che cioè il pieno rispetto delle regole democratiche rende impossibile la decisione politica. Giorgio Baricchi. Insomma, guarda. Nel senso che i partiti devono riprendere il loro ruolo terminata la fase di... perché altrimenti il rischio che i forconi o comunque quella rappresentanza sociale non trovi adeguata, diciamo, rappresentanza a livello nazionale c'è. Allora la fase di emergenza è chiaro che va gestita con strumenti di emergenza, e quindi questo governo, chiamiamolo di solidarietà o come vogliamo chiamarlo, è destinato a durare solo per il periodo, speriamo, da qui al 2013. Dopodiché io spero e mi auguro che la politica prenda anche lezione da questo, quello che è successo, e che riprenda il dialogo tra cittadini. Sì, dobbiamo essere consapevoli che questo governo è espressione di uno stato di emergenza democratico, cioè dal punto di vista strutturale di funzionamento della democrazia dimostra l'incapacità delle regole abituali della democrazia di produrre decisione. Questo è un punto che deve suscitare, secondo me, seria preoccupazione e riflessione. Ma non siamo mica l'unico esempio democratico al mondo. Scusi, lei trae delle deduzioni da un'interpretazione discutibile della democrazia, che però non possono essere oggettivamente ritenute nei confronti della democrazia, perché ci sono altri paesi nei quali il debito non è stato di 120 ma è stato di 60, c'è più rettitudine, la giustizia funziona e via dicendo.
quindi non credo che si possa dare la colpa. Giorgia Barichello, da giovane industriale che fa parte di questa associazione, da imprenditrice, vede un futuro positivo, sente un profumo diverso con questo governo, è più fiduciosa, lei lo è già, ma è ancora più fiduciosa oppure? Io vedo che questo governo è abbastanza decisionista, come diceva il professore, quindi delle decisioni che sono state ritenute probabilmente troppo impopolari finora, adesso sono all'ordine del giorno, come il nostro famoso articolo 18, come tantissime cose. Posso fare una domanda? Sì. Se gli dicessero domani che rottamano la sua azienda, cosa penserebbe di questo governo? Caspiterina, non sarei contenta di sicuro. Perché dovrebbero Perché stanno rottamando. Allora, il lupo si è tolto il velo dell'agnello, è venuto fuori. Il signor Passera, che definisco qui un delinquente, ha fatto una legge per cui questa azienda, nel giro di 6 mesi, sarà rottamata e deciderà il governo quanti soldi darmi perché io vado a casa. La legge Ma non c'è nessun deputato in Italia che si è alzato e ha detto qualcosa, e neanche un senatore. Intanto vorrei che mi spiegassi, perché non è che uno può sapere tutto. Esatto. Se fosse Poi così io mi stralzo per quello che posso valere, però adesso non lo so perché e per come. No. È uscita se è una cosa che è nuova, cioè, poi ti do no, appunto, no, ma scusa, ma non poi non ci credo. Allora, scommetto che fra 6 mesi non sei rottamato. Scommetto che io vendo cara la mia pelle come lo sto facendo fino adesso. Scommetto che fra 6 mesi non sei rottamato. Ma se a Berlusconi non regalano le frequenze perché una di queste è mia, io non rottamo e sarete sempre i miei ospiti volentieri. E io ancora posso Però, lavoro. Attenzione, il signor Passera non può continuare in questa maniera, deve parlare chiaro e prendersi le sue responsabilità, perché non esiste al mondo, in un paese chiamato democratico, che un'azienda possa scomparire solo perché hanno fatto un provvedimento, neanche una legge. Certo, ne parleremo anche questo in maniera ampia. Siamo in chiusura, professore. Non conosco i dettagli, quindi. Professor Manocasi, avremo modo di parlare sulle frequenze, il ragionamento è molto impegnativo, anche molto articolato da poter spiegare, però con delle motivazioni molto semplici. Hanno portato via le frequenze, se le sono tenute gratuitamente. No, ha detto che il beauty contest ci penserà per 3 mesi, intanto questa mattina è uscito il provvedimento per la rottamazione di tutte le frequenze che hanno già venduto. Il senatore Ramponi ha detto che si alza. No, ma io di Luigi Ramponi ho la massima fiducia e so che in varie occasioni ci ha dato una mano per far capire certe situazioni. Ma dico, non è possibile che passi solo l'idea, non che succeda, che passi l'idea che un'azienda, anche se fosse fatta di una sola persona in Italia, un povero artigiano non può chiudere perché c'è un ministro che lo dice. Siamo arrivati, questa è la democrazia, ma stiamo scherzando? No, ha ragione, indubbiamente ha ragione. Se andiamo anche ad Albignasio, è terminato vedete proprio in questo momento il dibattito di Oscar Giannino, ovviamente, che parlava di politica ed economia. Noi vi faremo vedere tutto questo nei nostri telegiornali, dunque seguiteli. Io ringrazio il professor Manocasi di essere stato con noi. Grazie a lei. Con noi. Saluto, è sempre un piacere avere con noi Paolo Zabbeo della CGIA di Mestre. Buonanotte, grazie. Massimo Alberti, economista, grazie Massimo. Grazie anche a Federico Ossari del PD, segretario. Buonasera a voi, grazie. Saluto il senatore, che devo ben guardarmi, che poi se dico qualcosa si arrabbia anche con me. Io lo faccio con simpatia, spero che non sarà. No, sono felice che è venuto qui invece il professore dell'Università, docente di università Umberto Curi, perché nonostante abbia perso a tennis 1 ha avuto una bella serata, un bel dibattito. Di solito quando si perde uno viene demoralizzato sportivamente, è vero o no Umberto Curi? Viene abbacchiato, invece lei è venuto bello. Perché sono pronto per la rivincita. Ed è anche pronto per la rivincita, dunque speriamo che la rivincita le porti bene. Vabbè, usiamo questo. Ringrazio la Giorgia Barichello, imprenditrice. Da Pordenone ringrazio davvero l'avvocato Vito Clauto, grazie di essere stato. Grazie dell'opportunità che ci avete dato. Sicuramente lo reinviteremo. Saluto Elisabetta Corazza, ricordando la programmazione di dopo la trasmissione. Elisabetta. Esatto, sì, continuate a guardare la programmazione di TV7. Subito dopo di noi ci sarà un film, Anna Frank, e noi torniamo venerdì prossimo. Arrivederci a tutti.